Bentrovati a TV7 Match, questa sera siamo qui per parlarvi, avete già visto praticamente il titolo della puntata, parleremo di pensioni con ospiti importanti, voi da casa potete telefonare, potete mandare messaggi, soprattutto potete chiedere ai nostri ospiti qualsiasi cosa magari vi potrà ritornare utili a voi stessi. Allora andiamo a presentarli, li inizio a presentare da Francesco Maghini che è responsabile dell'ufficio formazione federazione nazionale pensionati della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori. Credo di non aver mai letto un titolo così lungo in una Bastava presentazione. la sigla CISL? La CISL, però ho voluto leggerlo per bene, no, ho fatto per bene. No, poi presento Lino Ravazzolo di Future Libertà, sindaco di Teolo, coordinatore provinciale. Buonasera. Buonasera. Saluto Enrico Pavanetto, assessore provinciale di Padova. Buonasera Grazie. a tutti. L'onorevole Manuela Lanzarin, deputato sindaco del comune di Rosà della Lega. Buonasera. L'editore professore Ermanno Casen del gruppo TV7. Buonasera. Buonasera. Saluto Stefano Valdegamberi dell'UDC, consigliere regionale Veneto. Buonasera a tutti. Marco Benozzi dell'Italia dei Valori, capogruppo del Consiglio Provinciale di Venezia. Buonasera. Buonasera. E Rosanna Bettel della CIL, però la presento bene anche lei, segretaria generale del sindacato pensionati italiani, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. L'ho presentata per bene tutti quanti così. Non ho per la parte ufficio, ho cercato di presentarla per bene. Buonasera. Saluto Elisabetta Corazza. Buonasera Elisabetta. Buonasera Giorgio, do il benvenuto ai nostri ospiti e ai telespettatori che invito a partecipare attivamente al programma mandandoci gli sms al 345 3341 171 oppure possono chiamarci allo 049 80 777 53. Va bene, allora io ho preparato, poi abbiamo un'intervista all'esito, ho preparato delle grafiche e un attimino i dati delle pensioni, quello che dovrebbe succedere o succederà o non succederà, perché qui non si sa davvero mai quello che con i nostri politici potrebbe accadere. E allora chiedo alla regia se può mandare la pagina 10, così iniziamo a verificarla, per farvi vedere quanti, la 10 grazie, vediamo i dati di quanti pensionati ci sono in Italia. Eccoli qui, guardate. Questi sono i pensionati che ci sono in Italia dal 1° gennaio del 2011, naturalmente a oggi saranno anche aumentati, però abbiamo preso questi dati perché sono certi, con tutte le città, vedete dall'Abruzzo 452.000 al Veneto che sono quasi 1,5 milioni, man mano potete fare dei calcoli, io adesso li leggo, in Lazio 1.462.000, vado come i gamberi, in Piemonte 1.500.000, insomma praticamente i pensionati sono 18.323.234. Questi qui sono dati dall'Istat. Andiamo pure avanti con la pagina seguente, invece andiamo a vedere subito un altro dato, se la regia gentilmente me la fa, la mette in video, quella successiva, eccola qui. Allora, sono oltre, io l'ho scritta e ve la leggo perché così la recepiscono anche meglio a casa. Sono oltre 8 milioni i pensionati che ricevono un assegno da poveri, che consente cioè una spesa inferiore ai 1.000 euro al mese. Vale a dire quasi la metà dei 18,3 milioni di pensionati totale che si contano in Italia. Secondo le statistiche dell'Istat, infatti, circa 3,6 milioni di lavoratori a riposo percepiscono una o più prestazioni pensionistiche per un importo complessivo inferiore a 500 euro al mese ed altri 4,7 milioni ricevuti assegni compresi tra i 500 e i 1.000 euro. Considerando che la soglia di povertà relativa al di sotto della quale l'Istat considera l'individuo povero è quella di una spesa pro capite di 1.000 euro più o meno al mese in una famiglia di 2 componenti, si può dedurre che se la pensione rappresenta l'unica entrata, i pensionati poveri sono circa 10 milioni e 3 e sono davvero tanti. Cosa dice? Sì, davvero sono tanti e non abbiamo forse la percezione, perché siamo ancora un paese in cui le persone hanno, come dire, della dignità e si vergognano molto spesso, per esempio, di chiedere aiuti o di dimostrare, insomma, di dire che sono poveri. Io parlo del mio sindacato pensionati della CGIL, vediamo ai nostri sportelli veramente venire soprattutto donne, perché poi la stragrande maggioranza degli assegni pensionistici più bassi sono quelli delle donne vedove, perché sappiamo che c'è anche questo problema, e ci raccontano delle storie veramente a volte drammatiche.
drammatiche, sì, ma con una dignità veramente molto, molto forte. E in più, e credo che ormai tutti lo sappiamo, no? In questa situazione di crisi drammatica che c'è e che non finisce, sono anche gli ammortizzatori sociali delle reti familiari. Perché proviamo solo a pensare a quanti nonni o nonne, no, mettono via proprio soldino su soldino per darlo al nipote, per darlo al figlio, soprattutto al figlio che ha perso il lavoro o al nipote che non lo trova, perché poi a dramma si aggiunge dramma in questa crisi. E come ripeto, non ce ne rendiamo ancora perfettamente conto, perché tutto è a macchia di leopardo. Però la vera tragedia che c'è in questo paese in questo momento sono i giovani. Ferma, leggo la prossima tabella, così ve le leggo subito, così poi non vi secco più, uso questo termine, in modo che abbiamo le idee chiare. Vediamo proprio la tabella sui giovani. Quanto all'età di coloro che sono fuori dal ciclo produttivo e ricevono un assegno dallo Stato, emerge che oltre il 30,3% ha meno di 64 anni. L'Istat precisa inoltre che a fine 2008 il 69,9% dei beneficiari dei trattamenti pensionistici risultava avere più di 64 anni, mentre il 26,6% aveva un'età compresa tra i 40 e i 64 anni e il 3,7% ha meno di 40 anni. Questo era per quanto riguarda ovviamente il ragionamento. Sa cosa significa quel 26,6%? Sono disabili, soprattutto disabili. Inabili dal lavoro e invalidi. Per cui... O anche quelli delle pensioni baby. Insomma, tra i 30 e i 40 non ce ne sono più, nel senso che ormai hanno un'età, è finito con i 90. È finito con i 93. Con la riforma Dini del 95 le pensioni baby praticamente sono assolutamente finite. Per cui certamente li abbiamo, ma hanno un'età. Ecco, forse quello che preoccupa è il dato del 30% sotto i 64 anni, quando sappiamo perfettamente rispetto alle opportunità di vita che ci sono oggi e tutto, che una persona sicuramente a 60 anni, per quanto possa essere affaticata, ma insomma non è sicuramente al di fuori del mercato di lavoro, non è sicuramente dipende dal lavoro, ma indubbiamente poi sono considerazioni da fare, ma un 30% sotto i 60 e rotti anni sono indubbiamente uno di quei dati che ci devono far ragionare e farci capire che effettivamente con tutte le modifiche che si dovranno comunque fare sul settore, insomma bisognerà... Sì, ma anche qua il dato va letto. Finisco, vi leggo due o tre cosine, poi allora andiamo a vedere invece il presidente del cosa dice Rienzi, proprio in virtù dei dati che vi ho appena letto. Se andiamo con la pagina 13, chiedo alla regia di mandare. Ecco, i dati diffusi oggi dall'Istat dimostrano chiaramente come i pensionati italiani siano i più poveri d'Europa, ha sottolineato Carlo Renzi, presidente del Codacons. Non solo gli importi percepiti da quasi la metà dei pensionati rappresentano una miseria e non consentono una vita dignitosa, ma addirittura sulle pensioni italiane grava una pressione fiscale ben più alta rispetto a quella di altri paesi europei. Ma il Codacons ricorda che in Italia, a parità di imponibile, l'importo di una pensione al netto delle tasse è inferiore del 15% rispetto alla Francia, Germania e Spagna, paesi dove non esiste la tassazione sulle pensioni, mentre in Gran Bretagna la pressione fiscale è minima e di circa l'1,6%. Possiamo affermare quindi senza dubbio che la metà dei pensionati italiani vive in condizioni di povertà. Anche gli stipendi degli operai in Italia sono più bassi. E per concludere la pagina vi faccio vedere invece le pensioni che vengono date vitalizi ai politici, tanto per iniziare un ragionamento. Se la regia mi fa vedere le due pagine. Eccola qui, la carica, questi sono i 2200 parlamentari politici che sono in pensione, ex deputati, ex senatori, prendono il vitalizio parlamentare che va da 3.000 a 9.000 euro. Il vitalizio è un assegno mensile e non è una pensione. Tra Camera e Senato per gli assegni vitalizi si spendono 180 milioni di euro. I dati sono pubblici ma la Camera non li fornisce. Se andiamo avanti con la pagina seguente, Cristian, non grazie, quella prima, grazie. Tra gli oltre 2.000 pensionati, tanti sono i cinquantenni
quarantenni che hanno diritto o avranno diritto a 8.000 euro lordi al mese, addirittura c'è un quarantenne. Il vitalizio, vi ricordo, non è una pensione, quindi può accumulare con altre pensioni o stipendi, ovviamente dipende dal lavoro che ha il parlamentare, il politico stesso. Io vi ho fatto vedere tutti i dati, poi andremo ad analizzare altri dati, per farvi capire che non c'è un bel equilibrio, mi sembra. Professor Manocase, cosa ne pensa? Ma parlare di equilibrio in Italia è una cosa estremamente difficile. Non è mai stata un'economia equilibrata. A suo tempo noi avevamo gli immigrati che venivano dalla Sicilia, venivano dalla Campania, dalla Calabria, e ci sembrava una cosa strana. Oggi vengono un po' più da sud e ci sentiamo un po' più ricchi. L'equilibrio non c'è stato perché c'è stata una gestione poco attenta a quello che era un livello liberistico dell'economia, che era molto importante. È stata un'economia assistita fin da subito e l'assistenzialismo, a quello che è sempre un dato fondamentale, non ha mai portato ricchezza né solidità economica. Quindi siamo sempre stati con aziende supportate da enti o da appoggi statali e quindi non hanno mai decollato né in Italia né all'estero, e abbiamo visto poi la fine che hanno fatto. Quando siamo passati all'estero, all'euro, c'è stata l'ecatombe di tutte le varie aziende, cominciando dalla Parmalat e finendo con la Fiat, e quindi abbiamo alienato le ultime grandi aziende che avevamo a disposizione, mentre la Germania, col passaggio all'euro, ha consolidato le grandi aziende, così ha fatto anche la Francia. E quindi si è vista una disparità, per esempio, in Europa tra i paesi, diciamo, che non avevano mai decollato, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, i paesi invece che si sono organizzati da subito, e quindi sono l'Inghilterra, la Francia e la Germania. L'Italia purtroppo ha una sofferenza storica nell'organizzazione dell'economia dello Stato, e questo nasce ancora con la costruzione storica della rete ferroviaria italiana, la famosa Bastogi, che dilapidarono le casse dello Stato di un neo-Stato italiano. Però la Bastogi ha molti capitali in Italia ancora, non è, ne abbiamo. Sì, ma questa è una Bastogi che si è sviluppata in altra maniera. Io parlo di come è nata la Bastogi. È nata con le ferrovie meridionali, e lì c'è una storia grandissima, e da allora a oggi non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla. Onorevole. Allora, la situazione sappiamo che è una situazione molto critica, insomma, parliamo di pensione oggi che sono inseriti in una manovra che è in itinere al Senato, quindi la settimana prossima inizierà l'iter al Senato, e quindi alcune cose credo che subiranno anche delle modifiche, insomma sono in corso, so, diverse riunioni, e quindi anche noi presenteremo degli emendamenti cercando di raddrizzare, diciamo, alcuni aspetti, perché parliamo di pensione ma sappiamo che è una manovra che effettivamente è stata definita lacrime e sangue, perché è una manovra che va a tagliare tutto, dappertutto, dagli enti locali che sono già in sofferenza. Sì, mi sembra che tagli più ai poveri. E quindi insomma, taglia ai poveri. Allora, partiamo da un presupposto. Questa impressione così, questa no, ma taglia sicuramente più se noi guardiamo questi dati qua, sicuramente diciamo, insomma, c'è una sperequazione sicuramente verso i ceti più bassi e sicuramente le persone più disagiate. Però bisogna anche partire da un punto fermo, insomma, la situazione che si sta vivendo, la situazione che si vede, nel senso di effettivamente profonda crisi, di conti che devono cercare di quadrare se non vogliamo fare la fine di altri paesi, sì, insomma, che vediamo. Onorevole Lazzari, io sento tutti i politici che vengono a trovarmi che mi raccontano sempre tutte le belle storie. Ma è questa la storia, c'è un rimedio, perché se continuiamo a piangerci sopra... No, il rimedio è quello di cercare di
stringere la cinghia Cioè, a invece tutti, che magari cercando di tra i non politici, sicuramente... se tra i politici invece che offendersi meno tra di loro, ma questa è un'altra no, questione. adesso sono andato anche fuori del tema. No, voglio no, ma dire. questa tra offendersi meno, fare più lobby, cioè apriamo una discussione che sarebbe giusto fare, no? Che sarebbe giusto anche noi al nord, abbiamo visto, insomma, questo penso che lo ripetiamo molto spesso, sono molto più bravi a farlo a volte quelli del sud, noi qui al nord, insomma, un po' meno quello di fare lobby sulle grandi questioni e quindi di metterci assieme, eccetera, perché insomma prevale un po' più la parte politica e partitica. Però detto questo, allora, è una situazione sicuramente difficile, una situazione che vede tutti, credo, che manifestano il disagio per la situazione che si sta vivendo. È chiaro che nella complessità non possono sicuramente essere penalizzati quelli già che sono penalizzati e quindi su questo qua non ci piove e quindi sicuramente bisogna cercare di trovare quegli ammortizzatori, quelle soluzioni che... Valdegamberi mi ha detto prima di entrare in studio, mi ha detto: Giorgio, se mi danno in mano l'Italia in un anno sistemo tutti. Ma penso che tutti Sistemo tutto, ma anzi. penso che gliele darebbero in mano Era una tutti. battuta, Valdegamberi. È chiaro che bisogna avere l'elemento in testa, sta fermo lì. Io avrei delle idee. Facciamo la guerra, Però facciamo le divisioni, facciamo i muri, perché allora possiamo dire insomma tante cose, insomma, però bisogna poi essere concreti, essere sui pezzi e bisogna dire anche qual è la situazione, bisogna vedere cosa sta vivendo il resto dell'Europa e bisogna mettere in atto quelle che sono le azioni che sono possibili mettere in Oggi atto. quasi raggiungevamo politicamente la Grecia, a detta dei politici, quello che stava accadendo in Italia economicamente. Valdegamberi. Ma poi i ragionamenti sono complessi e necessitano un'analisi abbastanza, diciamo, di buon senso e con grande senso di responsabilità poi nella ricerca di soluzioni senza cadere nella demagogia da una parte e dall'altra. E abbiamo un paese, innanzitutto l'Italia, per quanto riguarda il tema pensioni, che sta invecchiando sempre di più, invecchia più degli altri paesi d'Europa e non ha quel ricambio generazionale che hanno altri paesi come la Francia o i paesi del nord Europa, dove si sono fatte politiche per la famiglia, per la natalità, che hanno mantenuto l'equilibrio strutturale della popolazione tra quelli che sono i più giovani, che lavorano in età quindi attiva, e quelli nell'età, tra virgolette, possiamo chiamarla passiva, che percepiscono quindi pensioni oppure hanno dei costi sociali o sanitari maggiori. Quindi questo squilibrio strutturale è tipico dell'Italia ed è una carenza forte nelle politiche che vanno avanti da diverso tempo in questo paese, dove avere un figlio in più diventa un motivo per entrare nella soglia di povertà e non considerato una ricchezza per il paese. Quindi questo c'è un fattore che è tipico dell'Italia, che quindi mette ancora più a dura prova il sistema. Abbiamo preferito nel nostro paese le pensioni piuttosto che investire nell'assistenza, nella previdenza, in aiuto alla famiglia. È stata una scelta storica che ora ci sta penalizzando. Abbiamo un paese dove si è andato in pensione troppo presto, ci sono stati fatti degli errori storici come le pensioni baby, ma sono stati fatti poi anche, e c'è un paese dove tra l'altro dà le pensioni molto presto e le dà pensioni molto basse. Forse varrebbe la pena, con senso di responsabilità, capire che l'evoluzione della popolazione sta cambiando, quindi occorre portarsi nei livelli europei per quanto riguarda l'età, ma l'aspettativa di vita cambia e per cui occorre adeguare l'aspettativa di vita anche alle pensioni e magari dando una pensione maggiore e non una pensione di pura sopravvivenza. Però occorre spaccare l'età, non si può avere una pensione tutti e avere una pensione alta. Purtroppo ora arriviamo tardi a riformare un sistema dove troviamo pochi contribuenti alla base, quindi a parametri che si rovescia sempre di più, sempre più difficile. Per quanto riguarda cosa occorre fare, finisco il ragionamento velocemente. Per quanto riguarda la situazione attuale, per risollevarla occorre avere il coraggio nel fare scelte strutturali. Per esempio, l'altro giorno è emerso da un gruppo dell'opposizione, per la carità, poteva essere, non è che perché viene dall'Italia dei Valori che io sono d'accordo, perché siamo molto lontani, però una proposta che ha detto aboliamo le province, cominciamo a togliere qualche livello di governo in questo paese, discutiamo su questo. Il terzo polo, l'UDC, ha detto di sì, altri che nel programma elettorale avevano detto sì, hanno fatto marcia indietro. È chiaro che fino a che non cominciamo a riformare strutturalmente, ma finché non discutiamo, finché non riformiamo strutturalmente questo paese, cominciamo a tagliare qualcosa delle strutture, dei centri di spesa, non arriviamo a capo. Ora telefonato, onorevole, poi vi faccio parlare. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Con Maurizio Guerra, di Cerà, provincia di Verona. Prego. Mi inquadra per cortesia l'onorevole? L'onorevole Emanuele Nazzarin, prego, la inquadriamo, eccola qui. È della Lega Nord, mi sembra, vero? Sì. Ecco, per cortesia, ma voi dentro Montecitorio che cinema vedete? Quale Italia vedete? La domanda... Dentro al Senato?
Perché mi sembra che voi andate sempre nelle tasche dei più deboli, poi a Pontino date fare di discorsi, e a Montecitorio ne fate un altro. Va bene, è stato chiaro la domanda, onorevole, se vuole rispondere. Ma no, cioè allora è chiaro che in un momento come questo, insomma, siamo pronti a ricevere qualsiasi tipo di critica, qualsiasi tipo di osservazione. Credo che la responsabilità però di chi governa, di chi ha un ruolo di governo in questo momento, sia anche la responsabilità di effettivamente far sì che questo paese non finisca come altri paesi. Ho detto, allora, ci sono delle cose che devono essere raddrizzate, ci sono sicuramente aspetti, ceti più poveri che subiscono maggiormente rispetto ad altro, la famosa casta che non è, ricordiamo però che adesso si sta parlando di taglio dei parlamentari, è pronta appunto la riforma che prevede 200 deputati in meno e 100 senatori in meno, già bocciata, però gli italiani nel 2002 la devolution, ricordiamoli, proposta dalla Lega, tutti i partiti, tutti gli italiani, è stata boicottata, se no avremmo già, quindi insomma non è vero dai, che tutti i partiti l'abbiano boicottata, però la sinistra, comunque insomma ecco, è stata abbastanza. Io so di molti elettori ad esempio dell'UDC che invece l'hanno votata con forza, Certo. Quindi perché sennò nel 2002 sarebbe già effettiva. Senza prendere quanto costano le province qua in Italia, se c'è la tabella della Cassa delle Province, la mandiamo in onda. Poi parliamo di province, però allora... No, era per far visto che ma poi ne parliamo volentieri. Visto che è uscito... Non mi esatto, stiamo a parlare comunità montane, consorzi, unione dei comuni, Scusate, visto che è uscito Valdegambri, abbiamo anche la pagina preparata. Professor Manocase, può spiegarcela questa pagina? È semplice da leggere, 107 sono le province italiane, tra cui una in particolare è stata fatta da poco, e sono di 12 miliardi all'anno di spese pressoché inutili, perché sono dei doppioni rispetto alle regioni e ai comuni, che quindi si possono accorpare. Ci sono politici all'interno delle province, che sono 4.014, presidenti, vicepresidenti, eccetera, e 61.000 i dipendenti che naturalmente non si possono lasciare a casa in 2 giorni, ma che se questa cosa non comincia non finisce mai. Chiedo scusa, perché poi io tendenzialmente non mi appassiono né nei sistemi elettorali né nei sistemi di governo, preferisco parlare di contenuti. Decidiamo insieme, o la maggioranza degli italiani decidono comunque che sia il caso di tagliare le province. Può essere un percorso da fare. Però ad oggi le province svolgono un ruolo strategico, soprattutto di coordinamento di tanti piccoli comuni, e sui quali, e hanno delle mansioni specifiche, sulle quali vogliamo eliminarle. Perfetto, capiamo che cosa farà la regione, capiamo che cosa faranno i comuni. Mi scusi, capiamo hanno fatto 4 anni fa la provincia di Tempio Olbia. Ecco, ci arrivo. Mi scusi. O il allora Sulcis, invece Carbonia, di toglierle incominciano a metterle. Allora, è costata l'ira di Dio, e non solo. È costata gestire la provincia. Sono d'accordo con lei, dottore. No, io non sono d'accordo con lei. Il problema è diverso. E non solo, ma siccome non era in grado di farla decollare, ancora adesso pagano la vecchia provincia di Tempio Pausania per gestire la provincia che non funziona. Io sono d'accordo con lei nell'eliminarle. Paghiamo un scotto di un momento in cui andava bene tutto, le vacche erano vacche grasse, diciamo, e quindi non c'erano problemi. Allora, in Italia ci sono comuni da 500, da 1000, da 1500 a 2000 anime che per limitatezza di personale, per capacità anche o non capacità strategica, nel senso che poi capitano anche di quelle casistiche per le quali un ente superiore che possa organizzare i piccoli comuni diventa effettivamente obbligatorio. E ci sono 2 tipi di province addirittura, secondo me, che bisogna eliminare. L'ultima qual è stata? Se però posso, se no poi non ci capiamo. No, gliela spiego, siccome stavo terminando. Prima, l'ultima, il Guinness dei primati, l'abbiamo noi, abbiamo fatto una provincia di 390.000 abitanti. E le ripeto che sono d'accordo con lei. E vabbè, ma la fate voi, non l'ho fatto mica io. Guardi, porti pazienza, ma io faccio l'amministratore locale, faccio il militante in seno al partito e cerco di mettermi a servizio. Se vogliamo fare un ragionamento insieme, dottor Casa, siamo qui a spiegare alle persone come si può risparmiare qualche milione di euro. Non è vero, dottore. Allora, poi vuole fare alcune osservazioni, parla da ex sindaco anche qui. Si chiama BAT.
Batte, cos'è? Un animale? Barletta, Andria Trani. Siamo d'accordo. Pipistrello, batte. Sono stati Ma io spesi dico già addirittura- qualche io dico decina addirittura di di più, milioni di euro che vi sono per alcune mettere province d'accordo tre o alcuni comuni tipi di Finito province la che parola. andrebbero eliminate. Non soltanto per l'area le più Pavanetto, piccole. termine scusi, professore, poi do l'area la parola. coperta, non ho mica finito, sa. L'area coperta è di 18 km. Sì, dopo se no non riesco a completare quello che sto dicendo. 18 km per 20 hanno fatto una provincia. Allora, e siamo nella fase che qualcuno dice sarà bene che qualcuna la eliminiamo, non dico mica tutte. Ma Allora, per vedi esempio che la siamo provincia d'accordo. di Roma è assolutamente Di qui inutile, stavo arrivando. perché la Allora, lascia città parlare il è dottore pari che alla sta dicendo provincia. quello che volevo dire io, per cui va bene. Allora, la provincia di Milano è la stessa cosa perché è una replica del comune. Allora, queste cose, ma attenzione, non è che possiamo parlarne per altri 20 anni. Perché io ho visto e sono abbastanza vecchio per aver visto delle situazioni in Italia che se ne è parlato per 40 anni e poi non si è fatto niente. I soldi stanno correndo, la gente deve pagare le tasse, no, ci hanno promesso che toglievano le tasse, le hanno aumentate, ma è necessario aumentare le tasse perché i casi sono due, e l'ha detto lei prima, o facciamo tagli, ma non tagli agli stipendi, vanno fatti tagli Alla burocrazia soprattutto e ad alcuni sistemi. Allora porteremo alle spese inutili perché l'Italia ha la più grande flotta politica, flotta aerea del mondo. Poi Non riusciamo a vincere le guerre, ma i politici viaggiano. Abbiamo anche questa, abbiamo anche la flotta aerea con tutti i costi. Allora, però se andiamo con ordine, allora, poi parleremo anche degli aerei che faceva riferimento al professor Manocase. Allora, Enrico Pavanetto, Valdegambri e poi anche Ravazzolo, perché dobbiamo parlare tutti, chiedo gentilmente un po' di raccorciare i vostri interventi. No, sarò velocissimo per dare ragione al dottore. Dicevo, pur non appassionandomi al meccanismo per il quale eliminare, non eliminare o quale sistema trovare, ma preferisco preoccuparmi di quali sono i temi, io sono d'accordo con lui, cioè la provincia di Roma, che è la capitale d'Italia, che è una città immensa e che raccoglie praticamente la totalità della popolazione della provincia stessa, è inutile che esista, così come è inutile che esista quella di Bat o quella del Sulcis o quella di Carbonia o alcune province che non hanno neanche un capoluogo di provincia in seno. Ma perché non si eliminano, Quindi, secondo lei? No, io dico che il mio governo ha sbagliato perché quel tipo di province andavano eliminate. Sul ruolo invece strategico delle province possiamo pensare anche di riformarle, possiamo pensare anche comunque, e questo è un sistema che mi piace, con un presidente votato dai cittadini e poi con gli amministratori locali, magari i sindaci, a rappresentare quello che può essere una sorta di consiglio o comunque di luogo dove trovare dei motivi di sintesi su una realtà italiana che è specifica, che è l'Italia dei campanili, che è l'Italia dei comuni delle 500 anime, delle 1000 anime, delle 2000 anime, dove un organo sovracomunale ci deve essere per riuscire a trovare dei motivi di condivisione. Dopodiché, se volete, veniamo sulla finanziaria, ma ve lo dico con la massima serenità. Non appassioniamoci a queste cose. Oltre il 30% il costo delle province, oltre il 30% del costo delle province, il resto, a parte la minima parte, perché quei 4 milioni, quanti erano? 14.000, 40.000 no, i amministratori, i 40.000, 60.000, no, 4.000 e 14 politici delle province, stiamo parlando di 4.000 o 3.000 erotti, consiglieri provinciali che portano a casa su un mese, e se fanno bene il loro lavoro vi assicuro che sono poche centinaia di euro. Che fanno 12 miliardi al mese. 12 miliardi. La gran parte della spesa delle province è data, il 30%, circa tra il 20 e il 30% ai dipendenti pubblici, che l'Italia non si possono lasciare a casa, ma che troverebbero sistemazione o in comune o in percentuale. Enrico, o in comune o in regione o ad altro ente o tutto. Okay. Il resto sono servizi che tu dai ai cittadini, dopodiché queste risorse che escono dalla provincia per dare cose, vogliamo darle al comune, vogliamo darle alla regione, facciamolo. Vogliamo togliere 100.000 ai clienti e dare competenze ulteriori alla provincia? Forse sarebbe meglio. Era la provincia un elemento, è per trovare i soldi per le pensioni. Stiamo cercando di ragionare tutti assieme per trovare. Ogni comune, anche quello da 500 anime, Giorgio, scusami, permettimi,
ha un segretario comunale. Un segretario comunale ti costa come minimo 90, 95, 100 mila euro come minimo. Okay? E poi se tu hai bisogno come amministratore, non vai neanche dal segretario comunale, sei costretto ad andare dal libero professionista all'avvocato esterno. Un dirigente della provincia piglia 2 volte quello che piglia l'assessore. Non è a disposizione del singolo piccolo comune. Lavora a scavalco su più comuni. Ho una telefonata che mi salta la linea, poi faccio parlare. Sentiamo, Elisabetta, ci sono già parecchie telefonate, vedo, vero? Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, sentiamo l'audio. Con chi parliamo? Chiamo da Venezia. Con chi? Con Benedetto da Venezia. Sì, no, non avevo sentito il nome, prego. No, io volevo fare una precisazione. Io comunque non sono contenta né del governo che c'era prima né del governo che c'è adesso, ed è palese, credo, in tutta Italia. Io volevo dire una mia opinione, che stiamo qui a parlare di spese, ma perché non riduciamo lo stipendio a tutte quelle persone che comunque riscaldano la sedia e diamo più aiuto a chi vuole lavorare? Io, mio marito fa il camionista, fa 16 ore al giorno, prende 2.000 euro e 2.003 con gli assegni familiari contra persone a carico. È una vergogna. C'è chi prende meno, però anche se... C'è chi prende meno, c'è il mutuo, c'è la scuola che bisogna pagare tutto della scuola, perfino la carta igienica. Certo. Ecco, è una vergogna. Dunque cerchiamo di ridurre lo stipendio a quelle persone che comunque credo che con 5-10.000 euro comunque sia una cifra esorbitante, che non hanno comunque mutuo, credo che comunque è stata molto chiara, signora, è stata molto chiara, ne discuteremo. La ringraziamo della telefonata. Allora, abbiamo la pubblicità, vi interrompo, prendiamo un po' di fiato con noi, che anche noi ci aiuta la pubblicità. Ricordiamo i numeri. Elisabetta Corazza è già al telefono, quindi 049 8077753. Vedo già che ci sono parecchie persone al telefono. Rimanete con noi, a tra poco. Ben ritrovati TV7 Match, argomento pensioni. Già il dibattito si è acceso. Valdegabri, do la parola, però poco, perché deve ancora parlare Ravazzolo. Sì, certamente. Volevo semplicemente integrare l'argomento, che oltre le province è una revisione. Le province siamo partiti da lì per ragionare, ma bisogna fare una valutazione generale, partire dal basso all'alto o dall'alto in basso. Voglio dire, anche i ministeri. Non è la questione di spostare un ministero da Roma a Milano, bisogna alleggerire anche questi, dimezzare, le sono strutture pachidermiche tra l'altro ministeri con funzioni che sono state poi mandate alle regioni hanno mantenuto stessi stipendi di prima. Abbiamo raddoppiato i dipendenti con lo spostamento delle regioni, i comuni stessi, dobbiamo essere molto onesti, dobbiamo dire, superare anche i campanilismi. In Italia abbiamo più di circa 8.000 comuni. Su 8.000, 5.000 comuni hanno meno di 5.000 abitanti, cioè sono un quartiere di una città, un quartierino di una città piccolo. Dobbiamo avere il coraggio di portarli almeno a 5.000 abitanti. Già lì avremo diminuito 1/3 dei comuni, avremo accorpato il segretario comunale, avremo accorpato ragionieri, geometri, uffici tecnici, avremo fatto economie di scala, facendo risparmiare risorse che poi servono dalla struttura trasformate in investimenti. Ecco, se c'è questo coraggio di fare queste riforme forti, e noi abbiamo sempre detto dell'UDC che queste riforme ovviamente si prestano poi a speculazioni da una parte o dall'altra, perché se lo fa la sinistra e la destra gli va contro, se lo fa la destra contro la sinistra. Occorre in questa fase, a mio avviso, come è stato fatto anche in Germania qualche anno fa, con un governo di solidarietà, di unità nazionale, attorno a un programma ben distinto, dire queste sono le cose da farsi, in 2 anni le facciamo, mettiamo in sesto l'Italia, risaniamo il paese, facciamo riforme forti e strutturali e poi diamo le elezioni, vinca il migliore. Valdegambero, fatelo. Lo dico sempre, lo dico a tutti i politici. Io continuiamo a dirlo, noi lo dico tutti i giorni questo. C'è la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? 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 Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sì, mi scusi, buonasera, non sentivo. Sono Pier Giuseppe e chiamo da Vicenza. Da Vicenza, prego. Non so quanto tempo abbiamo, credo poco. Comunque. Sì, perché abbiamo tante telefonate, le chiedo scusa. Ci mancherebbe. Ci sono quante persone lì di diversi partiti? 8 persone, non tutte di partiti. Io credo che ognuno di noi non sia un santo ai propri scheletri nell'armadio, e quindi parto da un presupposto molto semplice. Quando si parla di risparmio a livello di politici, a livello di province, chi più ne ha più ne metta, io vorrei sentire dire da qualcuno, visto che i conti della Serra interessano a tutti, quanto costa un governo mensilmente.
senza considerare che poi non ci sono solo quelli che prendono, come dicevano certi ascoltatori, 5-10 mila euro che sarebbero già sufficienti e più che sufficienti per poter vivere degnamente, ma poi ci sono anche tutte le spese gratis che queste persone hanno a copertura, e non solo, ci sono poi i portaborse che non sono neanche dichiarati. Quindi non è vero che la spesa pubblica è minima, la spesa pubblica è altissima, e non dico da profano chiaramente che basterebbe risanare il debito pubblico, ma quasi. Quando io vedrò comunque, e concludo, il comportamento dell'italiano, e io sono italiano ma ho avuto anche la fortuna di vivere 17 anni all'estero e farmi una certa cultura, quando vedrò il popolo italiano che per strada rispetta i limiti, si ferma a un passaggio pedonale, non corre dietro alle macchine come purtroppo siamo abituati a fare, forse qualcosa cambierà, perché non è vero che noi dobbiamo assolutamente avercela per forza con chi è a Roma piuttosto che a Milano. Perfetto, è stato molto chiaro. Governa, perché anche loro sono italiani come noi. Grazie, molto gentile. Ritornando al ragionamento, poi risponderemo ovviamente al nostro telespettatore sui costi delle province. Non abbiamo preparato solo quello, Enrico Pavaretto, perché lei lavora in provincia, ma anche altri costi che abbiamo fatto vedere anche nella puntata precedente. Lo ricordo anche che noi ci piacerebbe nella strategia, nel nostro pensiero dell'emittente, anche io che conduco la trasmissione, di uscire con delle idee da queste trasmissioni, non solo con delle discussioni anche agguerrite che fanno bene per lo spettacolo, perché la gente ci guardi, ma che poi uscendo da qui un giorno, domani, quando l'onorevole va in Parlamento, proponga qualche idea che magari è uscita da questa trasmissione ed è uscita dalla gente. Vi faccio vedere quante auto blu propongo questa a Ravazzolo, perché l'abbiamo proposta la settimana scorsa, perché mi è rimasta impressa, perché in Italia ci sono 624.000 auto blu, non solo dei politici, ovviamente anche dei servizi nei vari comuni, però lo metto per paragonarlo negli altri stati. Possibile che noi abbiamo 624.000 auto e l'USA, la Francia, il Regno, l'Inghilterra, la Germania, la Turchia ne hanno in totale 421.000, noi abbiamo 203.000 macchine in più di quelle. Non le faccio vedere la tabella dei politici italiani che sono in Parlamento, che sono superiori a tutte le altre nazioni. La domanda è, ma qui in Italia siamo proprio, non so, ditemelo voi che siete politici, ma qui va bene perché naturalmente ci dicono nel sistema stanno bene tutti, ci guadagnano tutti. Non so se ci siano... Il numero mi pare un po' sposato. Lì ci sono macchine della polizia, ci sono macchine tutte. Probabilmente mancano quelli dei dati americani, mancano quelli della polizia, mancano altre macchine perché c'è qualcosa nei dati. Era un dato che circolava già. Io vorrei portare un po' un esempio, perché partiamo dalla punta della piramide e poi scendiamo. L'anno scorso, per i fatti miei e non certo con la politica, a Washington ero lì, dicevano questo è il Palazzo dei Congressi, qui ci stanno i 400 deputati da tutti gli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti, un paese con 50 stati, federale eccetera, ha 400 tra senatori e deputati, cioè la metà di quello che abbiamo noi. Quindi partendo da lì, con ovviamente una popolazione, una estensione territoriale eccetera che è, non so, 10 volte superiore all'Italia. Di più. Ecco, e questo la dice lunga. A cascata noi abbiamo creato un sistema nei decenni, cioè nella Repubblica, che è troppo pesante e troppo costoso in tutte le cose, a partire dal numero dei parlamentari per arrivare al numero dei comuni. La Francia 15 anni fa aveva 20.000 comuni. Ha deciso, e non mi pare che siano nate le rivoluzioni in Francia, di dimezzarli, lo ha fatto in 3 anni e i comuni in Francia adesso sono 9.000. Purtroppo dobbiamo renderci conto che i nodi sono arrivati al pettine, che è una fase storica in cui si pensava che noi potessimo sempre progredire assistendo, come si diceva prima, con lo Stato tutta l'economia e creando delle sovrastrutture che in qualche maniera qualcuno le avrebbe pagate. Siamo arrivati al momento, termino il ragionamento, siamo arrivati al momento oggi in cui le dobbiamo pagare. I cittadini, mi pare che anche in questa manovra finanziaria, su cosa protestano? Sul fatto di dire ok, dobbiamo tutti fare sacrifici perché la realtà bussa purtroppo drammaticamente alle porte, i paesi vicini, Grecia, Portogallo, Spagna tra un po' lo dimostreranno. Però i cittadini non accettano di dire ma se tutti dobbiamo fare sacrifici, perché intanto i sacrifici partono sulle pensioni, sul taglio agli enti locali, sulla patrimoniale sui botto, comunque sull'imposta dei bollo sui titoli di Stato, mentre i tagli ai costi della politica che non risolvono economicamente, perché stiamo parlando di 500 milioni a fronte di 40 miliardi, ma perché quelli iniziano tra 2 anni? Cioè è il senso morale di dire il sacrificio lo facciamo tutti e partiamo dal vertice perché anche l'ultimo
cittadino più sfavorito e più povero possa dire faccio la mia parte, perché se è invertito questo non va bene. Mi dispiace però, mi dispiace in questo quesito di bilancio, cioè. Sì, però spese subito intanto dei pensionati, dei tagli ai servizi agli enti locali e mettendoci l'imposta di bollo sui titoli di Stato. I parlamentari ci sarebbe stato lo scilipoti di turno una che avrebbe fatto ricorso e ti avrebbe fatto vabbè, che lo facesse allora per pagare scilipoti facciamo pagare i pensionati. Mazzolo, la domanda l'ha posta lei, Allora. Questa domanda devono porla i telespettatori a voi, non voi ai telespettatori. Sì, ma io dico, mi sembra delle volte che in queste trasmissioni sono noi poniamo la domanda. Allora invertiamo l'onere della prova. Io sono un sindaco e sono il primo a dire che il mio comune andrebbe fuso con altri pur avendo un comune da 9.000 abitanti, perché secondo me, come ha fatto la Francia, un comune da 15-20.000 abitanti economicamente è più efficiente. A costo di fare un passo indietro. Italo Bocchino, che è il tuo capo romano, ha fatto lasciamo la legge stare per la salvaguardia. Perfetto. E il PDL, dal quale sono uscito per questo motivo, nel 2008 ha promesso ai cittadini di eliminare le province, adesso si rimangia la parola in Parlamento. Quindi, telefonata, poi ne continuiamo la discussione. Sentiamola, pronto? Pronto? La proposta di Berlusconi, non del partito. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Sandro di Saccolongo. Prego. Niente, più o meno volevo ripetere quello che hanno già detto qualche altro ascoltatore, ma le cose sono più o meno quelle. Allora, le pensioni che sono di 600, 500, 600, 700 euro, a tutti i signori che sono in studio, e lo sanno benissimo, come fa una persona a vivere o a sopravvivere? Perché nessuno di loro si impegna politicamente già dai comuni dove rappresentano, sono rappresentanti, c'è il sindaco, qualche altro rappresentante, non si impegnano umanamente e socialmente da contestare questo sistema che va avanti ormai da decenni. Cioè questo è una cosa inammissibile secondo il mio punto di vista, e non solo secondo il mio punto di vista, ma penso che ormai il 70-80% della popolazione, da quando è entrato l'euro, sopravvive. Come si fa a gestire così, parlando democraticamente, si dice, dove c'è gente che vive con 800, 1000, 1200, 1500 euro, dove ci sono i politici che prendono, non solo voi, ma anche gli altri più in alto, 8, 10 mila euro, 15 mila euro, 20 mila euro al mese. Questa non è democrazia. 2 anni. Grazie. Però una cosa, no, solo velocemente di risposta a questo signore qua, ha ragione, però ricordiamo che i comuni in questo momento sono quelli che sono a fianco dei cittadini, tipo non so, le rette di casa di riposo che non ce la fanno, i singoli cittadini, sono i comuni che la stanno pagando, perché ogni comune integra la retta della casa di riposo perché l'anziano non ce la fa con la pensione. Il problema adesso diventa quando anche in questa manovra, come in altri tagli eccetera, anche i comuni sono soggetti a dei tagli e quindi hanno meno risorse, poi sappiamo non ci sono più risorse proprie perché gli oneri di urbanizzazione sono diminuiti. No, ma apriamo, cioè nel senso che i comuni stanno cercando e hanno cercato finora di dare una mano a un sistema che deve essere riformulato nella sua totalità. Maghini e poi Benozzi. Maghini, prego, poi Benozzi. Cioè, credo, io sono poco interessato alle beghe tra partiti o tra esponenti che stiamo trovando una soluzione emergevano prima. Per prendere dei soldi per le pensioni. Però io partirei dall'analisi non solo dell'economia che faceva il dottore all'inizio, che condivido, basta pensare quanto poco si spende in ricerca e come si continua a tagliare la ricerca per il nostro mondo produttivo. C'è una cosa nuova che sta avvenendo con l'Università di Padova nel Veneto, che è l'apprendistato per il dottorato di ricerca. Si è chiuso a fine maggio il bando di selezione delle domande delle imprese per i progetti di ricerca, ne sono arrivati 68, si sta selezionando quali progetti poi accogliere e a fare però è un primo passo di intreccio tra ricerca universitaria, innovazione e impresa. Ma c'è anche un altro problema dell'organizzazione dello Stato, veniva ricordato da tutti, qua non si tratta di dare la croce al singolo sindaco o al sindaco parlamentare, però l'organizzazione dello Stato è farraginosa, ci sono sovrapposizioni di competenze, anche nel mercato del lavoro, nonostante il passaggio dal Ministero alla Regione alle province, però c'è una sovrapposizione di competenze tra Regione e provincia che duplica il persone che devono lavorarci e aumentano i costi
inutilmente. No, è peggio, perché le regioni hanno passato alle province le deleghe ma non gli hanno dato il personale per poterle gestire. Sì, ma è il meccanismo che è stato progettato che anche i soldi, quindi personale e soldi. È la politica che non ha svolto il suo ruolo di ottimizzare l'organizzazione statale. L'altro aspetto è il costo della politica, cioè non è pensabile che continuiamo dal lavoro dipendente e dalle pensioni arriva all'83% delle entrate fiscali dello Stato. Non sono i possessori dell'83% della ricchezza. E non si può continuare, c'è la crisi, chiediamo ancora una volta a questa fetta di lavoratori, a questa fetta di pensionati, di stringere la cinghia, eccetera, e poi quando la Comunità Europea chiede di adeguare lo stipendio dei parlamentari italiani alla media europea, si rinvia e si fa in 10 anni. Quando si chiede... Non è vero. Così è stato deciso. Ma non è vero. Sarà agganciata alla prossima legislatura. Che prevede l'adeguamento nei 10 anni ed sono già passati 6-7 anni per questo. Ma non è vero. Quando poi si dice costo della politica oggi, riforma fiscale, no, non è demagogia, è verità. Ma sì, porti pazienza. Voi chiedete oggi da subito il blocco della rivalutazione delle pensioni sulle pensioni medio-basse, perché 1400 abbiamo messo i blocchi sulle pensioni alte. Scusi, questa siamo stati il primo governo che ha messo la patrimoniale. Non l'ho interrotta, chiedo però bisogna dire la cortesia. Io stavo dicendo che lei non ha detto la verità prima, lo sto dicendo adesso, dopo replicherà. 1428 euro lordi al mese, non mi dice che è una pensione ricca, perché poi la tassazione incide e questo arriva a 1000 euro netti al mese. Quindi a questi chiediamo il blocco dell'indicizzazione e rispetto ai costi della politica diciamo rinviamo tutto alla prossima legislatura. Però questo mi pare che non Finisce sia Marini, poi la telefonata, poi che non sia corretto, non sia accettabile da un punto di vista. Questo è quello che ci avete lasciato dal punto di vista generazionale voi, sai. Però bisogna anche fare ma anche questo è non sono mai seduto in Parlamento con grande e grave responsabilità del sindacato. Non sono mai seduto in Parlamento. Il sindacato ha fatto una forte lotta sociale, ha bloccato alle riforme. La proposta della CID di riforma del fisco e di riforma delle pensioni, il sistema pensionistico oggi, dichiarazione di Mastro Pasqua, presidente dell'INPS, è in equilibrio proprio per le riforme che anche col sindacato abbiamo fatto e concertato la riforma di guardate che quello è stato un impegno forte del sindacato. Fermiamo la telefonata, poi tocca parlare Benozzi. Ma perché siamo responsabili? Perché ci teniamo. Il taglio della politica deve avvenire dalla prossima legislatura. Cioè, Valdegamberi. Telefonata, pronto? Enrico Pavanetto. Quello di avere il vitilizio. Vabbè, ma ci vuole avere ragione. Sentiamo la telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Giuseppe. Da dove chiama? Qui da Padova. Prego. Allora, niente, sentivo la signora che ha chiamato prima che suo marito fa il camionista che prendeva circa 2.000 euro al mese. Mi sentite? Benissimo, benissimo. Infatti per televisione non vedo. Comunque va benissimo. Io ho girato mezza Italia consumando e consegnando farmaci. Bene. I 2.000 euro non li ho mai visti, compresa la trasferta, va bene. Comunque dopo 38 anni di lavoro sono in pensione con 902 euro. Vorrei farlo presente a quei signori. Perfetto. No, non è perfetto. No, scusi, perfetto era... Ne pago, chiedo scusa, ne pago. No, non era perfetto. Tanti anni che lavoro... che era disdotto che lavoro. Scusi, aspettate un attimo. Non era perfetto, era un segnale convenzionale con Elisabetta, la mia assistente, non era rivolto a lei, chiedo scusa, prego. Sì. Ecco, no, perché non la sento. Ecco, volevo appunto dire a quella signora che diceva... Prego. Adesso c'è l'andata e ritorno del suono. Comunque, come le ripeto, io con 902 euro, pagando circa 200 euro di affitto, dovrei vivere io
e mia moglie. Io facendo il postino ne pigliavo 1100 e dovevo pagarmi il mutuo, sa? Cioè, non ho capito. Lei con 1100 paga il mutuo, però lavora No, anche con sua 1100 moglie. prendevo da stipendio facendo il postino, cioè, pagando il mutuo. Va bene, saluto. No, non è che sto dicendo che sono tanti. Non è che sto dicendo che sono tanti, capiamoci. Va bene, allora ringrazio il nostro telespettatore e ovviamente dice se quello di 2000 si è lamentato, tanto meglio devo lamentarmi io giustamente con i 1000. Berozzi la parola. Non è che adesso dobbiamo fare qua la guerra 200 tra euro al il più mese povero, non si risolve ovviamente nulla. A me ovviamente dispiace per l'ascoltatore, il telespettatore che ci ha adesso telefonato per le sue condizioni, però voglio anche ricordare che un articolo del Corriere di ieri riporta uno studio del Censis Unipol, secondo cui i giovani quando andranno in pensione percepiranno rispetto a quanto prendevano con l'ultimo stipendio, quelli del settore pubblico adesso percepiscono il 70 e fra 20 anni il 52,4%, quelli del settore privato o comunque artigiani, categorie commercianti, dal 67 odierno addirittura al 31 fra 20 anni. Per cui diciamo il problema, poi io sono d'accordo con quanto ho sentito anche da Valdegamberi, anche se volevo ricordargli sulla sua proposta di aumentare l'età pensionabile, che questa proposta ovviamente si scontra con un altro fattore che non si tiene granché in considerazione, e cioè quello del patto generazionale. Se tu lasci i vecchi nelle amministrazioni, nelle ditte, i giovani cosa fanno? Intanto si girano i pollici, anche questo è un problema, per cui quando è stato, perché questa proposta l'ho sentita spesso, aumentiamo l'età pensionabile. In Germania lavorano più di noi. In Germania lavorano più di noi, hanno anche le donne che però lavorano, aiutano di più le famiglie, la natalità e chi ha figli, e bisogna cambiare la politica. Al giorno d'oggi, esatto, col nostro sistema non si più le tasse. fare una mossa in un verso potrebbe dire provocare un disastro nell'altro, cioè noi non possiamo solamente emulare la Germania, perché la Germania parte da basi diverse, parte da un sistema diverso. Quindi quando noi iniziamo a ragionare sul tema, allora noi come partito diciamo, abbiamo visto sui giornali, abbiamo letto, abbiamo ascoltato la manovra ultima di Tremonti, e sicuramente anch'io quando ho letto il discorso della rivalutazione mi sono detto ma qua non si vanno a colpire le pensioni alte, perché dai 1.400 ai 2.000 non era una fascia alta, dai 2.000, cioè io penso che una pensione sia alta dai 3-4.000, cioè, che se ce ne sono. C'è anche quella del 2005 in su, l'Italia del 10%. Allora, voglio dire, ricordiamoci che fra 15 anni la pensione da 1.500 euro vale come quella di 900 di adesso, perché i giovani che nel 2050 arriveranno prenderanno 1.000 euro da un dato. No, qui addirittura lo studio Censis dice che prenderanno lo stesso stipendio iniziale, cioè il fatto che praticamente come se uno iniziasse a lavorare. Esatto, praticamente. Ma questo dipende anche dai contratti di lavoro, dalla assoluta. No, perché è fondamentale questa C'è il discorso ovviamente che questa distinzione. Nel tempo, con la nuova contrattualistica, molti giovani non hanno versato i contributi e non contribuiranno a rimpolpare il monte su cui poi. Per cui il problema è sicuramente un problema che parte da lontano. Adesso il tema della serata è come fare per, no? Noi diciamo, abbiamo visto una manovra, non la condividiamo, abbiamo proposto un'altra contromanovra. Nella contromanovra ci sono tagli ai costi della politica e ai costi diciamo non tanto delle province in quanto province, perché io sono consigliere provinciale e lavoro 4 giorni a settimana. E come dice Paolo, cioè io non è che vado là e mi gratto la testa o non so cosa fare. Io ho pacchi di carta sulla scrivania che non riesco neanche tante volte a leggere, perché le funzioni le abbiamo, però bisogna gestirle in un'ottica diversa. Cioè vogliamo modificare, partiamo da zero. Allora togliamo le province piccole, i comuni piccoli li riuniamo, però non è solo il togliere le province, bisogna togliere gli atto, togliere tutta una serie di enti. Guarda, ti faccio un esempio.
esempio. Telefonata, poi Togliamo Valdegamberi. questi, diamo- Telefonata, poi facendo Valdegamberi. ridurre i costi. Sentiamo la telefonata, pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo? Giovanni Salerno da Carbonera, Treviso. Prego Giovanni. Le chiedo gentilmente se... Prego Niente, Giovanni. volevo dirvi, sto sentendo tanti discorsi là. Io sono una persona di 71 anni, pensionato dal 2002 e adesso altri 5 anni di lavoro ufficialmente pagando le tasse. Sto, grazie a Dio, sto bene, lo faccio per poter vivere un po' da cristiano. Io non mi rivolgo a lei direttamente, io mi fa schifo a vedere tutte queste trasmissioni, ma se prima non mai interviene una persona come me che subisce le posizioni che ci sono in Italia. E io grazie a Dio vivo, ci sono quelli molto peggio di me. Perché devo sentire dire il pubblico prende il 52%, il privato il 45%? Ma queste due Italie, quanto li hanno fatto? L'Italia è una. Sì, Io vado per lavoro, ieri sono andato all'ufficio provinciale di Treviso, una cosa vergognosa, su un ufficio c'è una guardia armata, mi scusi, una guardia armata sempre che sia a fare la guerra che non serve a niente, che poi, se poi uno arriva là, le dà una sberla, lui non può neanche toccare la pistola. Mi scusi e lei, 5 mi scusi, persone mi scusi alla lei. ricettia che non fanno altro che parlare dei suoi affari. Mi scusi lei, da quanto è scusi, da quanto... Nel mio comune ci sono 45 persone. Mi scusi No, lei... scusi, io a lei non la sento, forse per quello. Ah, non mi sente ora? Sì, adesso sì. Ecco, le chiedo, lei pensione ha detto dal 2002, giusto? Sì. Mi scusi se sono maleducato, quanto percepisce di pensione? Adesso, compreso, io ho lavorato anche in Germania, compreso quella in Germania, 1400 scarsi. Puliti? È una bella pensione, insomma, non è brutta. Io sono contento, non mi lamento. E più è lavoro su un'azienda, 8 ore al giorno ancora. E quindi lei è ricco. Sì, però quella Non mi pensione... lamento, la salute me lo permette. Io quando sento dire che i comuni non hanno soldi, 10 anni fa i valeva comuni ne molto di hanno più. troppi soldi. Perché quanto riescono a pagare su un comune di 10.000 abitanti? 45 persone, alla media di 1.800 euro netti al mese, che fanno 6 ore di presenza e 3 ore di lavoro. Il nostro sindaco prende 4.600 euro al mese e non c'è mai in ufficio. Se vuoi parlare con lui, per appuntamento dopo 2 o 3 settimane alla sera. Questo è purtroppo un problema che esiste. E se no non li vede mai. A cosa serve Saluto il telespettatore. Mi sembra che dalle telefonate i contenuti di queste telefonate sono significative. Dicono praticamente Valdegamberi sono molto arrabbiati con i politici. Il telespettatore ha detto delle mezze verità, ha detto le cose che giuste. Io quello che ho detto prima, noi dobbiamo l'apparato, in Italia l'apparato pubblico è il più pesante che c'è in rapporto ai numeri di abitanti che c'è in Europa. Allora, appunto, dobbiamo cominciare a eliminare qualcosa. Non possiamo, io capisco che nel pubblico impiego c'è chi lavora tanto e c'è chi non fa niente. Costi standard e personale standard. Scusate, ma dobbiamo cominciare a togliere enti, accorpare, togliere, fondere, ridurre. Queste sono parole che vogliamo vedere nei programmi. Ma non li vediamo. Borghesi. Se io devo dire, prima abbiamo parlato di province, io un giorno mi sono preso il bilancio della provincia di Verona, che non è certo una piccola provincia, è una provincia con buon bilancio, perché in giro per l'Italia la maggior parte sono a bilanci più ristretti di questa. Ho preso 8 assessorati, 12 assessorati e un presidente, 13esimo. Ho preso su 12 assessorati, ho guardato i bilanci, i capitoli di bilancio che gestiscono su 12 assessori, 8 assessori gestiscono un capitolo di bilancio che è non neanche superiore al costo che ha l'assessorato come struttura tra l'assessore, indennità assessore, la sua segretaria, il suo autista, la persona che cioè quello che è il costo strutturale dell'assessorato è inferiore al budget che gestisce. Faccio esempio, scusate, faccio l'esempio concreto. Assessore alle politiche sociali, assessore alle politiche sociali della provincia. Io ero assessore regionale, percepivo qualcosina in più di un assessore provinciale, ma gestivo 1 miliardo. Qualcosina più del doppio? No, va bene, insomma, avevo un bilancio, gestivo come assessorato con responsabilità su un bilancio che era di quasi 1 miliardo di euro nel sociale del Veneto, nel mio assessorato. Un assessore provinciale alle politiche montane gestisce 20-30 mila euro, ne costa 100-200 lui. Ma è coordinamento? Scusa un attimo, coordinamento, il fatto che il sindaco, arriviamo sul coordinamento poi. Assessore alla sicurezza.
di cosa? 3 guardie provinciali, competenziale sicurezza della provincia, assessore al sociale, che competenziale sociale della provincia, le competenze sono i comuni, delle US, della regione, non certo delle province. Assessore, andiamo avanti ancora, ce ne sono una fila, su 8 assessorati, li assicuro, gestiscono un budget che alla fine, come quello dell'agricoltura e altri, che rappresenta se stesso e basta. Allora, il coordinamento, delle volte anche non. Delle volte gestiscono gli assessori regionali i soldi che non appartengono al loro assessorato. No, vanno a tagliare i nastri dei lavori finanziati dalla regione da altre parti, va bene, fanno un po' di presenza così simbolica. Sono i soldi che scusami. Basta guardare. Allora, per arrivare, coordinamento, io sono stato amministratore di un comune fino a 6 anni fa, di un piccolo comune di montagna, 2800 abitanti. Ma non è che questa azione di coordinamento che la provincia, non è che me ne sono accorto che se manca la provincia, tolta la viabilità, il resto non possiamo tranquillamente... voglio dire, non ho visto quest'opera di gran coordinamento. Poi ci sono tanti altri intermedi, comunità montane, unione di comuni, altro problema. Scusate, l'unione di comuni era nata sulla scia della Francia, che per dire con la 142 del 90 facciamo un'unione comune, specie di fidanzamento tra comuni per poi arrivare alla fusione. L'obiettivo era la fusione iniziale. In Italia cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto l'unione comuni, abbiamo tolto dopo la legge la fusione, abbiamo creato un comune su comune, un'altra struttura da mantenere. Ho la pubblicità, io vorrei al rientro della pubblicità, vi faccio vedere l'intervista dei pensionati, che da questo studio venisse qualche idea per trovare, per reperire i soldi, aumentare togliamo un po' di enti, aumentare i 500 euro a quei poveri Cristo. Togliamo le regioni e lasciamo solo le province. Vi chiedo di trovare il sistema. Aumentiamo il prezzo della sigaretta. Enrico Pavanetto, di trovare i soldi per aumentare quelle 500 euro al mese pensionate. Troviamolo dopo ne abbiamo da tagliare, guarda. Però cominciamo. C'è la lotta, fare una vera lotta all'evasione fiscale. E non solo quella, ci sono anche altre molte cose. 120 miliardi di evasione fiscale. Il sistema fiscale non basta il lavoro. 120 miliardi di evasione fiscale. Che sono in base a concessioni. Siamo il primo paese in Europa per evasione fiscale. Licenze in Italia, tiriamo via tutti gli ordini professionali, perché non eliminiamo gli ordini professionali? Realizziamo un po' che paese. Ho la pubblicità, Valdegabri, mi prendo scherzosamente con lei perché la conosco, perché lei dovrebbe conoscere i tempi televisivi, dovrebbe conoscere anche che se uno parla sopra l'altro a casa non lo ascolta. Sì, ma cosa vuoi mai, io sono molto spontaneo. Se parla lei e parla un altro non sente nessuno. Veronesi tutti matti. Esatto, sono così, va bene. Allora andiamo in pubblicità, ma voi rimanete con noi, abbiamo tante cose da dirvi ancora. Comunque ha detto che vuoi andare... Rieccoci TV7 Match, speciali pensioni, ovviamente anche durante la pubblicità gli ospiti continuano il loro dibattito, sarebbe bello delle volte farvi sentire, che allora diventa più interessante, però andiamo a sentire... È pericolo fuori onda ultimamente. È pericoloso. Pericoloso. I cretini comunque garantiamo. Questo no. Allora andiamo invece andiamo a sentire cosa pensano i pensionati di questa riduzione del loro stipendio, sentiamo. Le pensioni secondo me non andrebbero toccate, anzi rivalutate sempre. Le pensioni sono già un pacco, perché io per esempio sono un autonomo e vado 1 anno e mezzo dopo in pensione senza pigliare i soldi. Cioè vado a 65, dovrei andare a 65, in realtà vado a 66 e mezzo. Per cui per me è già stato un pacco, il fatto di dover pagare contributi che mi verranno dati 1 anno e mezzo dopo. Penso che andiamo sempre peggio. Assolutamente peggio, e bisogna tirarla. Per fortuna noi anziani dobbiamo mangiare poco e allora ci si consola così. Oggi il calcolo delle pensioni viene fatto su quello che uno ha versato. Di conseguenza il fatto di versare poco porterà a una pensione molto più bassa. Bisognerà pensare di farsi una pensione integrativa, come già tanta gente ha cominciato a fare. Ma la finanziaria che se la facciano anche a loro spese, non sempre a nostre spese, perché anche il fatto delle regioni che fanno la regione, adesso tutto va sembra che sia un'aliquota che va maggiorata, e chi è che la paga? Il deficiente pensionato e chi ha il reddito fisso, perché qualcuno può anche evadere, ma chi ha il reddito fisso, il pensionato, non evade mica, perché se li tengono prima di darglieli. La pensione? Dovrebbero aumentarla un po', perché ho lavorato 66 anni e dovrebbero aumentarla, ma quando la aumentano? Devono calare le tasse, l'IRPEF deve calare per noi pensionati.
dovevano colpire quelle oltre i 5.000 euro. Quando tolgono le pensioni vuol dire che siamo alla carta. Siamo penalizzate sempre. Comunque accettiamo quello che ci danno. È che se le hanno troncate, diciamo, mentre l'inflazione va su, hanno fatto una porcheria come al solito. Uno schifo da pensionato, per cui io 0 aumenti, mia moglie statale 0 aumenti, siamo a posto. Io sono d'accordo che dobbiamo fare i sacrifici tutti, il problema è i politici, siamo sempre al solito, perché dovevano iniziare loro. E allora la gente, secondo me, accettava tutto quello che sta succedendo. Invece non devono sempre i soliti dipendenti pubblici, pensionati, e poi vanno all'incontrario. E l'errore è là, fondamentalmente, perché insomma sacrifici siamo disposti tutti a farli, aiutiamo l'Italia, aiutiamo la nazione, va benissimo, tutto quello che voglio, però loro devono dare l'esempio, non è possibile. Visto che la media europea è questa, dobbiamo adeguarci, ci adeguiamo. Io ho lavorato fino a 65 anni e mi sembra una cosa giusta, perché in tutta Europa vanno a 65 e quindi non vedo perché in Italia non debbano adeguarsi. L'Italia diventa sempre più povera, l'Europa diventa sempre più povera e invece di dare i soldi ai pensioni sarebbe bene darli più ai giovani, senza penalizzare i pensionati però che sono al minimo. In realtà noi non sappiamo ancora quanto sarà l'ammontare del blocco delle pensioni e per quali pensioni. Bisogna verificare chi subirà questa penalizzazione. Da quello che io ho visto sembra che lo subiscano proprio i lavoratori dipendenti per l'ennesima volta. Questo significa penalizzare le persone che hanno redditi più bassi e pensioni più basse. Quello che io ho sentito in questi giorni mi ha lasciata veramente scioccata, anche un po' sgomentata, perché vedo che voi che siete giovani, per voi non c'è futuro. Non c'è altro da dire. Il governo non pensa ai giovani, non pensa ai vecchi e non pensa al suo popolo. Non ho altro da dire. Il governo non pensa ai giovani e non pensa ai vecchi. No, ascolta, scusami, Enrico Pavanetto, fermo un attimo, chiedo gentilmente, siccome mi è rimasto impresso, mi prendo un attimo una parte mia. Chiedo alla regia, mi può far vedere l'ultima signora che abbiamo intervistato? Ha detto non pensa ai giovani, non pensa ai vecchi. Io vorrei che qualcuno riflettesse di voi sulle dichiarazioni di questa intervistata, se la regia la può mettere, l'ultima signora, quella col vestito celeste, perché ha detto due parole che sono significative e dicono tutto, non c'è futuro né per i giovani né per gli anziani. E questo dovete pensarci voi. Mi ha lasciata veramente scioccata, anche un po' sgomentata, perché vedo che voi che siete giovani, per voi non c'è futuro. Non c'è altro da dire. Il governo non pensa ai giovani, non pensa ai vecchi e non pensa al suo popolo. Non ho altro da dire. Però se c'è una cosa che viene riconosciuta... Non so se non è vero o no, però... No, però se c'è una cosa che in questo momento mi sembra, quindi sia la parte politica di destra che di sinistra, insomma si sentono dichiarazioni più o meno, è che effettivamente c'è questa politica di rigore che non piace a nessuno, però ci ha permesso di mantenere, di non fare la fine che hanno fatto certi paesi e che stanno facendo certi paesi, con questa anche manovra finanziaria qua. Questo chiaramente nella prospettiva di poter garantire qualcosa, d'ora in poi bisogna lavorare su questo, altrimenti allora ci raccontiamo delle... Ce la stiamo raccontando. Ma allora diciamo che siamo già un paese finito allora? È vero. Ma allora è vero, perché siamo un paese finito? L'abbiate appena detto voi, che nel 2050 la pensione sarà di 1.000 euro, cioè lei andrà a comprare il caffè con la pensione. E l'avete detto voi. Allora mi dite subito quali sono i rimedi. Io ve li ridico, ve li ripeto. 624.000 macchine che viaggiano inutilmente. Mi scusi? No, perché sennò se io mi prendo la responsabilità di quello che dico. 624.000 macchine. Solo negli ultimi 3 anni sono state acquistate oltre 50.000 macchine. Il governo inglese ne aveva 65.000, ne ha lasciate a casa 30.000. Se vediamo il costo della gestione... Scusate un attimo. Allora dice dobbiamo fare i sacrifici, ma chi fa i sacrifici?
Cioè allora togliamo i soldi non produttivi che sono delle pensioni per riparare che cosa? Cioè se io penso una cosa di questo genere nell'azienda è meglio che mi suicida. Cioè io tasso i miei dipendenti per sanare l'azienda. Non so se capite. Guardate che non sta in piedi. Se questo è liberismo è meglio spararsi in testa. Se qualcuno mi spiega che questo è liberismo, non esiste. Però scusi. Niente. No, e non bene. dica sì però perché vuol dire no. Va bene, Allora, però non parliamo. le spiego le spiego fino in fondo, poi ampia libertà di discussione, ma mi pare che siamo in un vicolo 624.000 cieco. macchine, c'è anche quella dell'assistente sociale del mio comune, del suo comune, che va a fare No, assistenza chi l'ha sociale agli detto? anziani. Sicuramente, ma è sicuro che ci sono dentro. Abbiamo comparato Dentro il numero 624.000 ci sono le auto blu e le auto grigie e il cartoncino degli stradini. delle macchine. È stato diviso quel dato lì perché sennò abbiamo comparato il numero delle macchine, delle automobili, il numero dei veicoli. Abbiamo comparato il numero dei veicoli in Italia con lo stesso numero dei veicoli sostenuti dagli enti locali e dallo Stato degli altri paesi. Peraltro, mi scusi, l'ultimo governo laburista, cioè conservatore, non laburista, inglese, ha tolto 30.000 macchine. Il nostro, ma non mi interessa se questo e quello, perché anche quello di prima ha fatto la stessa cosa, ha continuato a comprare macchine. Allora, un gesto di, diciamo, di onestà e di dignità è quello di cominciare a stabilire... Ci sono quelle della polizia locale, mi scusi, i soldi... Non mi stia a spiegare queste cose perché le sappiamo. Allora, l'altro discorso è molto semplice. I numeri sono numeri, casi, non è possibile tassare i propri dipendenti per risanare l'azienda. Questa è l'Italia. L'unica maniera è dire il titolare dell'azienda ha 5 macchine, ne vende 4. Allora risana l'azienda. Il titolare ha 6 ville, comunque per risanare l'azienda, parlo da titolare, il titolare ha 6 ville, ne vende 5. Non dice mica che non deve averle, ne vende 5. E le vende però, perché non è che risolvendo i problemi si risolvono. Quello di tassare i propri dipendenti non sia il sistema migliore, sia quello di incidere sui costi di questa azienda. Non sono nemmeno però questa azienda, mi permetta il ragionamento, ha un gravissimo problema questa azienda, che la grandissima parte del costo, il 95% di questa azienda è il debito pubblico. E questo è il problema che ci siamo trovati a. Cioè quando se Moody's domani mattina si sveglia e dice non mi piace il debito dell'Italia e aumenta dello 0,2 il rating, sono 3 miliardi di euro. Cioè è questo che mi preoccupa, nel senso che secondo me per quanto interveniamo in questo momento con anche interventi drastici sul taglio dei costi, non so se riusciremo a governarla questa azienda, perché secondo me è già fuori controllo. Il problema non è quello, i soldi ci sono. I soldi ci sono, si continua a pescare nelle tasche dei dipendenti perché i soldi che ci sono si buttano fuori dalla finestra. I soldi che ci sono per pagare il debito pubblico e gli interessi, ci vorrebbero 60 milioni di auto blu per pagare il debito di un giorno? Questo è il problema. Sì, secondo me la situazione è già fuori controllo. Ho capito, ma se i parlamentari invece di andare in aereo vanno negli aerei privati, nella flotta che viaggia in aereo privato, guardi, non c'è nessuno, cioè, a parte io penso che viaggia Berlusconi, ma non credo neanche i ministri, cioè poi incontro c'è Brunetta, lo vedo con l'Alitalia assieme con me, cioè nel senso, c'è un impegno istituzionale. non stiamo a pensare, cioè l'aereo privato non viaggia nessuno, abbiamo la flotta più grande d'Europa. Senza esagerare, abbiamo la flotta più grande d'Europa, perché la Russia che va a vedere la partita con l'aereo di Stato per motivi di sicurezza. Ma allora anch'io critico questa cosa qui, la Russia, le macchine paglia, blu che le fanno vedere che vanno a vedere, dai. non so, la partita allo stadio, queste cose le critico anch'io e non vanno bene sicuramente quando vedono che all'Olimpico arrivano non basta flotte, criticare, bisogna intervenire. Ok, però non stiamo a generalizzare, perché sennò diamo un'immagine che ma allora neanche non farsi è mostrare che così, non è così. Vogliamo... Allora la politica lo deve dire forte che queste cose non le vuole. Ma lo stiamo dicendo. Non le vuole. Lo stiamo dicendo. Ma ci sono le abolizioni. Ha comprato anche 2 elicotteri nuovi. E poi comunque non mette le mani in tasca ai cittadini come invece ha fatto. No. Perché sono 100 milioni
di euro per 2 elicotteri, anzi 4. Ma allora, a parte gli elicotteri, a proposito di allora, la Russia abbiamo tre gli F-36 costano 8 miliardi, cioè noi parliamo di 2 elicotteri che sono 100 milioni, ma 2 elicotteri voglio dire. Noi abbiamo purtroppo anche ereditato degli accordi per cui si fanno gli Eurofighter non costa 100 milioni, quello costa abbiamo già firmato sotto 8 miliardi di commesse per fare questo aeroplano che non so veramente a cosa ci serva, visto che se un giorno deve andare in Libia come gli hanno chiesto, ho la telefonata perché altrimenti mi saltano le linee. Però non può bombardare, no, per dire, cioè, noi stiamo lì sono 8 miliardi. Questa è demagogia. Ne parliamo, non preoccuparti, prolunghiamo la trasmissione. Telefonata, sentiamo che abbiamo. Io sono un ex pilota militare, cioè, se uno Stato non ha la propria difesa, chiudiamo baracca, allora cioè, è già finita l'azienda Italia. Esercito europeo. Se arriviamo europeo. Bene, questo è un ragionamento che puoi fare. Questo mi sta bene. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Piera, chiamo da Legnago. Prego. Io volevo dire una cosa, era una piccola proposta molto semplice, perché sono una persona molto semplice. Volevo dire che tutti gli onorevoli potrebbero fare una o 2 al massimo legislature, così non mettono le radici profonde e rubano un po' meno. Dopodiché tornano a fare il lavoro che facevano prima e si prendono la pensione per cui hanno fatto i loro versamenti. Sì, però rubare cosa vuol dire, signora? Perché rubare vuol dire offensivo, approfittare quello che leggiamo sui giornali tutti i giorni. Possiamo fare come i sindaci, certo. Le legislature, concordo. Perfetto, grazie. Non c'è problema. Grazie. Cioè, non c'è problema, concordo. Come dopo dico, allora faccio degli esempi per essere, che poi si può ridurre parlamentari, stipendi, tiriamo via i portaborse, poi chi li utilizza, chi non utilizza, ma insomma comunque va bene, non ha importanza. Però dico, non so, io quando sento che c'è la Pivetti, ma anche Casini o Violante, che sono stati i presidenti della Camera, che hanno ufficio, macchina, segretario, allora dico, questi sì che devono essere eliminati. Cioè, ma dovete eliminarli no, voi, bravo, bisogna avere comunque... nel decreto lo si poteva scrivere dentro. Bisogna avere comunque cioè, che tutti... il decreto lo scrivi. No, ma dico, perché allora andiamo a vedere anche, ci sono delle cose che probabilmente funzionavano, erano assodate, perché, ripeto, il paese Italia era un paese che stava bene, che andava bene, che c'era una che c'era tutti stavamo bene, perché anche i comuni, guardate, io sono sindaco al secondo mandato, no? E quindi 10 anni fa cioè riuscivamo a fare, si poteva dare il contributo a tutte le associazioni, alla scuola. Già 5 anni fa. Cosa è successo allora? Cosa è successo? È successo che il paese sta andando nella direzione in cui è andata la Grecia, si è accumulato debito su debito. E quindi questo è successo. Appunto per questo, onorevole, occorre avere il coraggio di non semplicemente andare a togliere qualcosa solo ai pensionati. Ma dobbiamo riformare strutturalmente, non è la pensione che dobbiamo diminuire, è il sistema che crea questo. Allora io dico, perché non arriviamo in questi anni qua, perché non arriviamo? Allora, ma questo è quello che si dice da tempo, perché non si mette attorno a un tavolo e diciamo, guardate, oggi che ne so, 100 enti non servono più, dobbiamo arrivare a 50, diamo un programma in 5 anni, arrivare a 50, cominciamo, accorpiamo le competenze, cerchiamo di cominciamo anche a dire, qui in questo paese dove uno fa l'imprenditore, ha detto all'inizio della trasmissione l'editore, che è una cosa che condivido, oggi in Italia per fare l'imprenditore tu, se non hai una licenza, una concessione, un diritto, un brevetto, una copertura dello Stato, anche le autostrade concessioni, che poi guardiamo tipo le autostrade, entrano in autostrade imprenditori, la città serenissima, che qui siamo qui nel Veneto, tra Padova e Brescia, la Brescia-Padova, i conti sono andato a vedermi un giorno, c'è da prendere paura, sono società dove c'è amministratori che prendono, anche i politici qua dentro, strapagati, sono tutti ex politici anche dentro, imbusati, come si dice in Veneto lì dentro. Sa quanto ha perso questa società qua, che incassa i soldi subito, 90 milioni di perdite di partecipanti all'anno, 90 milioni all'anno, e non hanno soldi, e mettiamo le tangenziali a pagamento nel Veneto perché non ci sono soldi, quando abbiamo mangiato qua dentro, questi qua non sono costi degli edifici, scusami.
finisco. Ma dico, io senza andare in Sicilia, fare il Veneto, dico, io prendo una società autostrade, dovrei chiudere il bilancio con utili e investire, è stata capace a far perdite qui nel Veneto, gli aeroporti non ci sono più. No, ha chiesto l'aumento di capitale ai soci ai comuni di Verona con l'aumento di capitale. Ma scusa, non sono vinti questi soldi qua. Dove sono? Scusa, allora mi domando, ma è possibile? E quando ci sono stati? In Sicilia ci sono stati emeriti, presidenti, padani e anche leghisti che hanno amministrato negli anni. Dove sono finiti questi soldi? Dove sono finiti questi soldi qua? E queste cose, scusami, queste cose qua, anche quindi, vuol dire, perché non liberalizziamo un po' queste cose? È possibile che ci siano questi monopoli che mangiano soldi? Non c'è, quindi è il sistema che va rivisto completamente. Il governo ha mancato, così come ha mancato, scusami, così come l'ha mancato nei governi del centrodestra quando c'era anche l'UDC. In questo la politica in generale ha mancato, cioè sul taglio della casta, su tutte quante le spese inutili, sui carrozzoni, su tutto quanto questo la politica italiana nel suo insieme ha sbagliato, anche quando c'era l'UDC a governo, perché le ultime finanziarie, guarda che noi da 3 anni diciamo togliere province, abbiamo votato a favore dell'eliminazione ieri. Allora, però permettimi, se vogliamo sistemare questo paese, e te lo dico io da nazionalista, forse qualcuno mi scambierà per leghista, ma non è possibile, che non è neanche giusto che un malato in Veneto costi tot, e al sud costi l'altro tot, che in un nostro comune ci siano, che in un nostro comune abbiamo dipendenti neanche per riuscire a fare le pratiche edilizie, quindi dare magari opportunità anche di sviluppo ai nostri territori, e giù ce ne siano 10 volte di più. Queste cose rispetto ai costi standard e anche rispetto a un riequilibrio del personale pubblico dobbiamo cominciare a metterci mano. Noi non siamo stati in grado di farlo ancora adesso, questa cosa. Su questo ci vorrebbe Lei deve girare l'Europa, lei deve presentare un progetto, mi scusi, lei deve presentare un progetto in Germania per costruire la casa. Vedrà che nel giro di nel giro di 24 ore lei ha la concessione. Sono d'accordo. Se non ha fatto delle cose strane, mi scusi, le metto una parentesi, mi lasci finire, se no non intende quello che dico. Allora, se lei non sì, io a Parigi ho visto una contribuente che ha messo sull'attenti un esattore delle tasse. E questo era terrorizzato perché ha detto 4 cose. E la burocrazia a Parigi e in Francia funziona. In Germania funziona. Se lei apre un negozio in Germania non ha bisogno di niente se non dei soldi necessari per avviare l'attività. Non ha bisogno di permessi, eccetera. Mi scusi, se un giovane oggi deve mettersi a aprire un'attività, è impossibile. Si demoralizza prima di partire, perché vengono a controllare. Io ho aperto un ristorante in Sardegna, ci ho messo 2 mesi e mezzo, ma solo perché avevo dei grandi appoggi. Telefonata. Allora, non è possibile che noi andiamo avanti in questa maniera. La gente che sta telefonando adesso si sta lamentando con la classe politica. È la stessa che appunto negli anni '80 portava i figli chiedendo di andare ai politici, di andare a fare i dipendenti pubblici. E in Italia abbiamo creato degli stipendifici con una burocrazia allucinante per la quale c'era bisogno di dipendenti pubblici per avere la giustificazione di fargli fare tutta quanta quella burocrazia che c'è. Ma è la vostra generazione, non è questa generazione. È la vostra generazione, non la nostra. Adesso nelle aziende pubbliche Valdegabri, blocchiamo tutte le linee, chiedo gentilmente se possiamo passare questa telefonata. Sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera, mi chiamo Anna Maria e chiamo da Sassuolo. Da Sassuolo, prego. Allora, io volevo intervenire su questo, un po' sulle pensioni, un po' anche in tutto il resto che hanno fatto. Una carognata veramente, loro dicevano di non mettere le mani nelle tasche degli italiani e invece la prima cosa che hanno fatto dovrebbero solamente provare loro ad andare avanti con 1.250 euro al mese in 4, con 2 figli che non lavorano, che 2 anni che siamo tutti senza lavorare, è veramente vergognoso e questi ci stanno succhiando tutto. Mani sulle pensioni, mani sui risparmi delle persone, è veramente una vergogna. Stiamo riducendo alla fame tutto il paese, tutti.
Top. Grazie signora, è stata molto chiara. Prima della pubblicità una considerazione. Non hanno mica tutti torto quelli che dicono un po' anche i politici, per dare qualche esempio. Certo. Hanno completamente Però finisco prima della pubblicità, Enrico Barretto. Hanno completamente ragione. Che sento tutti i politici che dicono sì, bisogna fare così, ma nessuno mai Guarda lo che se fa. dipendesse Dopo a me, la Giorgio, pubblicità, Valdegamberi, dopo la pubblicità. Io lavoravo e studiavo e mi sono lavorato 24 anni. Non sembrerebbe guardando negli occhi. I politici che sono qua rispondono anche per l'appartenenza politica in cui sono, non è che credo che ognuno di voi risponde personalmente, poi la faccio parlare, le perché prometto se no che la faccio allora parlare. siamo tutti innocenti, no? La pubblicità, Elisabetta, ricordiamo i numeri. proposta nel 2002 anche. Ricordiamo i numeri, E Elisabetta. voi avete bocciato, avete Enrico fatto bocciare Pavaletto la è continuare a chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete mandarci gli sms al 345 33 41 171. Torniamo tra poco. Rieccoci, TV7 Match, argomento pensioni, la parola a Rosanna Bettella. Sì, nel senso che si chiede, no, come si può trovare i soldi per pagare le pensioni. Intanto un modo c'è, e la CGIL lo ha anche indicato, insomma, una riforma fiscale. Lo vedremo, c'è una legge delega, no, su questa manovra. Una delega fiscale e assistenziale. Noi siamo molto preoccupati per questa delega, perché significa che o aumenti le tasse o togli l'assistenza. Mettere insieme queste due cose significa che o da una parte aumenti, qualcosa andrà a finire male. Quindi, oltre ai tagli che già abbiamo visto, ce ne saranno altri e noi la seguiremo questa delega passo passo, perché siamo, come dicevo, molto preoccupati. Invece ci vuole una riforma fiscale seria che effettivamente tolga, come dire, prelevi soldi da chi li ha, ma li ha veramente, non da chi non li ha. Perché anche quando Tremonti, no, si parla di questa riforma fiscale 20, 30, 40, di fatto diminuisci sempre a quelli più alti. Certo. Sì. No, che non è vero. Sì. Però scusami, l'aumento di tassazione per le banche, per le assicurazioni. Aspetta, lei dice il 20, 30, 40 dell'IRPEF, però signori, io vi vorrei ricordare che fino ad oggi ci sono cioè il 20, 20, però gli scaglioni finora nessuno li ha detti, cioè 20, 30, 40, ma gli scaglioni, cioè il 20 da dove parte e dove finisce. Cioè a me va benissimo il 20, 30, 40, ma poi il conto torna solo se vediamo il 30 da dove parte e dove finisce, il 20, perché sennò per qualcuno potrebbe addirittura essere meglio l'attuale sistema, perché ha più scaglioni. Se io il 43 attuale lo porto a 40 e voglio fare la riforma a costo zero, significa che siccome do un vantaggio a chi ha redditi alti, certo, quel vantaggio lo devono pagare quelli che stanno sotto. Tutti gli altri, chiaramente. Questo è inevitabile, è matematico. Questo è un dato. C'è anche il 23 che viene passato a 20, quindi no, ma poi nel ragionamento che fa mio nonno che mi diceva l'altra questione. Scusa. Per finire, per completare poi, la manovra finanziaria prevede il blocco dell'indicizzazione su 3.886.787 pensioni. Il risparmio nei 3 anni è di 2.789.000 euro. Questo blocco poi va abbinata alla legge delega sul fisco. La legge delega sul fisco rispetto alle aliquote è vero, dobbiamo pensare quale sarà gli scaglioni di reddito su cui viene distribuito, però le notizie che circolano informali, però non smentite, parlano di fatto che rimane inalterata la quota esente, che è 7.500 euro per il pensionato, 8.000 per il lavoratore dipendente, 4.000 per il lavoro autonomo, che il 23 passa a 20 fino a 15.000 euro, come adesso, che il 27 passa al 30 e quindi ha un aumento del 3% dai 15 ai 28, che chi ha il 38%, cioè dai 28 ai 55, passa al 30, quindi ha un risparmio
dell'8%, poi ha un risparmio dell'1% dai 55 ai 75 e del 3% oltre i 75. Facendo delle elaborazioni su queste ipotesi, noi abbiamo che chi ha un reddito fino a 25.000 euro, prendiamo un reddito di 25.000 euro lordi annui, che non è un grande reddito, ha un risparmio di 75 euro all'anno. Chi ha un reddito di oltre i 90.000 euro ha un risparmio di 200 euro. Lordi dice sempre. Ma il risparmio è no, lordo, sull'imposta lorda. Certo. Sull'imposta lorda. Chi invece la fascia chiaramente fino a 15.000 ci guadagna, eccetera, quindi la fascia protetta. La fascia intermedia, quella che va da 15.000 a 28.000, ha un ricarico aggiuntivo, quindi una maggiore tassazione di 165 euro, e chi ha da 28 a 55 una tassazione ulteriore, maggiore di 55 euro. Quindi stiamo facendo pagare alla fascia media bassa e media il costo della manovra finanziaria, perché Tremonti ha ribadito 3 aliquote, la riforma fiscale si fa a costo zero, e quindi è matematico che sia basso chi ha redditi alti, chi paga sono chi sta sotto quei redditi alti. Anche perché sono tante, Marini, è come quando si va in banca, se arrivano 100 persone, allora depositano come ricavare 1.000 questi euro, soldi? Il discorso dell'evasione fiscale. È inaccettabile che ci sia un regime fiscale, un'evasione fiscale così alta in Italia, ma è ora di finirla, che la politica ci dica che bisogna farlo, perché poi se contemporaneamente nella manovra finanziaria c'è il discorso di un certo condono per le quote latte, c'è un discorso di trasferire da Equitalia a un istituto che poi il prossimo anno ci sarà l'attività, andare a riscuotere, cioè sono contraddizioni forti rispetto a questo. Vuol dire non disincentivare, ma incentivare l'evasione fiscale. Telefonata, sentiamo, pronto? Poi dico una cosa sull'evasione. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Maurizio da Verona. Prego Maurizio. Prego. Ah, ecco, no, perché sento un suono in fondo. Non so se avete notato con le varie interviste alle varie persone, le più semplici, eccetera, il filo conduttore di tutte le discussioni che voi state facendo è sulla mancanza di fiducia dalla classe politica. Non dipende dal colore politico, dipende che ormai dal fatto che la gente non ha più fiducia in quello che gli viene detto. Cioè, si fa una riforma durante la seconda guerra mondiale, Churchill disse una cosa, lacrime e sangue, poi risolveremo ogni problema. Qui invece ogni volta va tutto bene, poi di punto in bianco si cambia tutto. Non c'è più la fiducia. La gente ha perso la fiducia dalla classe politica. Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani. Si è visto? 600 e rotte mila auto in tutto il paese, quando sommando tutti i paesi diciamo più evoluti non si arriva allo stesso numero? Certo, vogliamo risolvere i problemi oppure continuiamo a parlare? Certo, no, ma noi cercheremo in queste trasmissioni di risolverli, anche cercando di avere delle iniziative, delle idee da portare poi nelle sedi opportune quali politici hanno. Dunque vedrà che al termine delle varie trasmissioni le proposte noi le faremo, ovviamente i politici le faranno, e faremo anche un nodo al fazzoletto per ricordarle puntualmente nelle prossime puntate dopo le ferie. Grazie di essere intervenuto. Solo per concludere, chiaramente poi dopo la tassazione delle rendite finanziarie, perché hanno una tassazione. Ma Maghini, mi scusi se le faccio una domanda banale nel ragionamento importante che sta facendo lei. Nel ragionamento globale poi delle pensioni, visto che il popolo italiano è un popolo che sta invecchiando rapidamente e non ci sono giovani, perché anche qui le famiglie fanno meno bimbi di una volta, non è che la cosa diventa preoccupante non per il 2050 ma per il 2070? Punto di domanda. E magari raccomandare a qualche famiglia di fare qualche figlio in più. C'è un dato Istat, magari una banalità questa, del rapporto tra lavoratori. No, stiamo
però. Adesso, nel momento in cui dici, io vedo i dati nel mio comune, ma penso che siano un trend dell'Istat che ci dice che nel 2001 c'era 73 pensionati per ogni 100 occupati, nel 2008 sono 68 i pensionati per ogni 100. Perché ci sono gli immigrati. Certo, perché la realtà nostra è fatta anche di immigrazione. Come una volta noi eravamo gli immigranti. Ci sono, onorevole, anche le seconde generazioni. E questa è una risorsa. Al di là di questo però, la tassazione delle rendite finanziarie è una tassazione che deve essere in linea almeno con la media europea, quindi un innalzamento dell'aliquota. E poi, ancora una volta, quelle sensazioni che la gente ha, che veniva richiamata anche nell'ultimo intervento, in pratica, noi presenti qua, io rappresento una forza sociale, un sindacato, la CISL, che si è anche sporcata le mani facendo anche delle proposte, avendo coraggio di intervenire. Non mi pare che ci sia altrettanto assunzioni di responsabilità da parte della politica, nel senso che si gioca a fare governo e opposizione nello stesso tempo, si dice sì, ma non ci sono io in Parlamento, cioè ma rappresentiamo o no, o rappresentate o no la classe politica e quindi le forze di opposizione e di governo? E chi, se non è al governo, ha il compito di perseguire il bene comune e quindi di fare la proposta, altrimenti ha ragione la gente a telefonare. Certo, anche se in questo ragionamento delle pensioni siete d'accordo tra i vari sindacati, è una cosa strana ma vera questa. Sentiamo la telefonata, pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo? Parla con Gianni da Vicenza. Prego Gianni. Senta, io sto appunto seguendo la vostra trasmissione, è molto interessante. Volevo fare dare un mio contributo in sostanza. Il problema fondamentale delle pensioni è quello di, prima cosa, cercare di capire quali sono i privilegi che ci sono ancora nel settore pensionistico, perché mi sembra che tra settore privato e settore pubblico ci siano ancora delle differenze per quanto riguarda la quantità, cioè diciamo la pensione erogabile dopo certi anni di anzianità. C'è il discorso appunto del fattore poi delle pensioni d'oro, quindi praticamente quelle che praticamente la domanda, Gianni, la domanda. Sì, il discorso è questo. Prima bisognerebbe sistemare tutti quelli che sono i privilegi in sostanza, prima di andare a toccare, a fare delle riforme che vanno a togliere in sostanza degli aumenti alle persone che hanno un reddito basso. Ecco, prima si fa una riforma globale su quelle che sono e poi si va a toccare sul basso in sostanza. Sulla gente che ne ha più bisogno. Grazie Gianni. Ravazzolo. Ritornando sul discorso della riforma fiscale, premesso, come ho detto già prima, che qualsiasi grossa riforma prevede e obbliga moralmente, non perché in termini di numeri risolverà il problema, ma moralmente che i primi sacrifici vengano fatti a partire dal vertice, perché questo, come diceva prima un intervistato, tutti dobbiamo fare sacrifici in questo momento, però se l'esempio ti arriva da sopra diventa più facile. E questo appunto è la premessa e il punto fondante, deve arrivare prima quello. Poi una proposta concreta sulla riforma fiscale, al di là delle 3 aliquote e soprattutto di quello che si dirà poi degli scaglioni, in Italia ci sono oltre 400 tipi di deducibilità e detraibilità che nel corso dei 50 anni hanno distorto il sistema fiscale, perché di fatto tu prevedi degli scaglioni, prevedi delle aliquote, ma poi c'è la norma per Tizio, c'è la norma per Caio, c'è la norma per quell'azienda, per quella società, e il gettito fiscale viene ridotto di oltre 100 miliardi all'anno per le deducibilità e detraibilità che hanno fatto perdere di fatto un senso completo del sistema fiscale. Per me anche di più via quelle, la proposta è sicuramente significa che qualcuno dovrà pagare di più. Allora, una proposta è questa, dire via tutta una serie di norme che non sono organiche e quel maggior gettito che è di oltre 100 miliardi all'anno, una parte destinarlo ad alleggerire la pressione fiscale sulle pensioni, che significa non dare più pensioni, perché queste sono legate a un sistema contributivo, quindi quanto uno più ha pagato nel proprio percorso lavorativo, tanto deve avere poi quando andrà in pensione. Però la pressione fiscale sulla pensione è fondamentale. Alta. Se la alleggeriamo, fisicamente il pensionato comunque riceverà più soldi, e quindi una parte destinarlo a quello e una parte fondamentale per saldare il patto generazionale, destinarlo a ricerca
è la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani, perché c'è un altro fatto fondamentale, al di là che i nostri giovani non trovano lavoro, ma il lavoro sta degradando, cioè i giovani o quelli che entrano nel mondo del lavoro sono soprattutto quelli dei lavori più umili, dei lavori più degradanti. Noi abbiamo decine di migliaia di giovani cervelli pensanti che stanno andando dall'Italia. Dobbiamo mettere nelle condizioni di trovare lavoro qui in Italia e questi porteranno contribuzione e quindi permetteranno di pagare le pensioni a quelli che stanno più avanti, cioè saldare di nuovo il patto generazionale. Sono d'accordo su tutto Ravazzolo. Enrico Pavaretto, una telefonata. Sono d'accordo con tutto Ravazzolo, tranne che i nostri giovani si adeguano ai lavori umili. Io credo... anche di manodopera. Dicevo, cervelli, ma anche di manodopera culturale. Fanno fatica ad adeguarsi. Ma più che lavori umili sono lavori atipici che non hanno un Mettella una telefonata, vero. poi la faccio intervenire, Valdegambri lo faccio parlare se ce n'è buono. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Parla con Yvonne da Belluno. Prego signor Yvonne. Sì, io volevo sapere, perché io ho lavorato all'estero, ho lavorato del 58 ero in Germania a lavorare, poi ho lavorato 25 anni in ospedale a Belluno e adesso prendo la pensione e mi devono fare il cumulo per 37 euro che prendo di pensione dalla Germania. Ho detto, i politici là come fanno a fare i redditi, la denuncia dei redditi? Certo, praticamente ha detto che lei lavorando in Germania ha fatto cumulo solo per 37 euro e quindi riceve meno nella pensione, giusto? Mi sembra di aver capito. Sì, esatto. Giusto? Credo che c'entri la totalizzazione tra ci fa piacere perché devo ringraziare, dipendente pubblico a privato. Perché Elisabetta da diverse puntate che noi facciamo questa trasmissione abbiamo ricevuto telefonate da tutte le parti d'Italia, Modena, Reggio Emilia, Roma, però da Belluno credo sia la prima, è vero o no? Se non sbaglio, giusto Elisabetta? Quindi ringraziamo la nostra telespettatrice da Belluno che, sperando che continui a seguirci. Ho interrotto... No, nel senso che probabilmente la signora faceva riferimento alla totalizzazione, perché se uno è stato dipendente pubblico e anche dipendente privato, poi queste due pensioni quando si va in pensione... Allora, fino a un anno fa, 2 anni fa, Maghini forse mi puoi aiutare in questo, questa totalizzazione era possibile a zero costo. L'hanno introdotto perché c'era la possibilità, siccome Brunetta ha innalzato l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, perché non c'è differenza fra pubblici dipendenti e privati sull'andata in pensione, le regole sono assolutamente le stesse, anche qua facendo riferimento a un'altra telefonata. Brunetta cosa ha fatto? Era arrivata una direttiva europea in cui ci imponeva di non fare discriminazioni fra donne e uomini, perché le donne potevano andare a 60, no? E gli uomini a 65 nel pubblico impiego. Nel privato invece questo era 60-65, però è lo Stato, no? In quanto datore di lavoro, che non poteva fare questa discriminazione. Allora cosa è stato fatto? Si era chiesto, no, di fare, come dire, la flessibilità, non di aumentare le donne a 65, perché il fatto di dare alle donne la possibilità di andare in pensione a 60 anni ha una sua importanza sociale, perché nella nostra società la donna ha un certo ruolo, un ruolo importante del doppio lavoro, del lavoro di cura, no? Vabbè, comunque hanno aumentato e è andato a 65 anni. Allora cosa succedeva? Che una dipendente pubblica, se aveva i 60 anni e aveva lavorato nel privato, passava all'INPS e poteva andare con i 60, perché nel privato è rimasto a 60. È un po' complicato, forse non si riesce bene a capire. Accortosi di questo, che c'era questa possibilità, hanno messo una penalizzazione per la totalizzazione, quindi per unificare i contributi. Allora, io li ho pagati i contributi, sia che sia stata lavoratrice pubblica che privata. Perché devo pagare per mettere insieme? Certo, telefonata poi Valdegambari. Pronto? Informatevi di questo, parliamo? perché è stata una norma veramente misogina. Pasquale da Trieste, prego. Io praticamente sono un pensionato, ho lavorato 33 anni e vado avanti con una pensione di 1.100 euro. Vorrei chiedere alla rappresentante della Lega quanto lei porta ogni mese a casa e se praticamente riuscirebbe a vivere
con 1.100 euro al mese. Non può dire nient'altro perché la Lega, la Lega sono 7-8 anni che sta al governo, cosa ha fatto e cosa fa per il popolo, all'infuori del federalismo, per il resto del popolo, che cosa fa? Non ha fatto niente, si pensava che con la Lega si dovesse risolvere qualche problema utile per il popolo, però purtroppo la Lega praticamente è uguale a tutti gli altri partiti. Grazie. Prego, per la risposta è Bobbio Lazzari. Prendo atto della telefonata. Allora, io sono la prima che dico, io sono sicuramente una privilegiata, rispetto a tantissimi altri, rispetto al pensionato, ma mi paragono anche, questo qui lo dico senza nessun remore, io sono tuttora sindaco, chiaramente non percepisco più l'indennità da sindaco, però con le responsabilità che un sindaco e con gli stipendi che hanno i sindaci, che sono responsabili per quanto riguarda sicurezza, salute pubblica, eccetera, quindi c'è una riforma totale da fare, perché oppure come prendere un consigliere regionale, come prende il parlamentare, eccetera, è sproporzionata rispetto a certe altre ruole, quindi io sono la prima a dire che sono sicuramente una privilegiata. È chiaro che c'è un sistema in questo paese che ripartiamo, allora c'è una sperequazione, c'è un paese con due velocità, parliamo anche, non so, prima si è detto, io sono d'accordo, facciamo lotta all'evasione fiscale, purché l'evasione fiscale poi non ritorni con il 60% che la deve pagare il nord, Lombardia e Veneto, perché poi andiamo a Roma, in altri paesi, cioè si vede, vivo 2 giorni, 3 giorni a settimana a Roma, cioè vai a mangiare fuori i ristoranti qua e là, nessuno che fa un scontrino come in un'altra parte, cioè le diciamo queste cose, cioè la Sicilia, la Napoli, è arrivato questa settimana il decreto rifiuti, no ma aspetti un attimo, è arrivato questa settimana il decreto rifiuti, ci vengono a chiedere ancora soldi per il decreto rifiuti, cioè con le audizioni della Campania, cioè, oppure i forestali della Sicilia, va bene, mettiamo tutto, però allora diciamo, insomma, bisogna mettere le cose come sono, quindi è chiaro che c'è un sistema che non funziona, è stato detto prima della sanità, cioè ospedali con 120 posti letto, è chiaro che non possono essere razionalizzati, oppure la siringa, la sacca di sangue che costa, cioè sproporzionatamente al nord rispetto al sud e al centro, cioè è andata bene, non va più bene, bisogna sicuramente tagliare la in quanto ospedali in provincia di Verona, va bene, non lo so, però cioè, quindi con questo, ripeto, sono sicuramente una privilegiata. Uno per paese. Maghini, c'è una telefonata, poi Valdegamberi, telefonata, sentiamola, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Maria, abito a Castelfranco. Prego signora Maria. Allora, io ero ancora bambina, ho cominciato a lavorare e quindi sono andata in pensione con 39 anni e 6 mesi di lavoro, tra cui 22 privati e 18 statali. Io prendo 1.021 euro al mese. Ho detto già abbastanza. Dunque, io sono rimasta proprio stupita. Quel signore che ha detto che ha 71 anni e attualmente lavora ancora e prende di pensione 1.400 euro. Dopo non mi avete dato una risposta un po' anche... Ma ha detto che stava bene, Sì, stava bene, però lui sta rubando il lavoro a dei giovani che dopo non hanno più lavoro, o no? Questo è vero. Ecco, deve essere controllata questa cosa, secondo me. Non avete nessuno dato una risposta cattiva. Ce l'ha suggerita lei ora? Ecco, dopo un'altra cosa. La signora di 65 anni che ha detto che... la signora che ha lavorato fino a 65 anni, volevo chiederle se ha mai lavorato in una fabbrica sulla catena di montaggio, che non hai neanche il tempo di pulirti il naso, perché queste cose bisogna viverle per capirle. E quella signora là era raggiante e anche contenta di aver lavorato fino a 65 anni. La terza cosa, io volevo informarvi di una cosa succede. Io nella mia vita ho sempre lavorato e quindi ho parlato con diverse casalinghe e queste casalinghe che adesso si lamentano che non hanno la pensione,
Quando io andavo a lavorare, loro facevano i lavori per le case, così facevano i famosi lavori di casa, così, e prendevano dei bei soldi. E io l'ultimo periodo che ho lavorato sotto lo Stato prendevo sui 900-950 euro al mese. E loro dicevano che facendo 2 o 3 case, anche 4 case alla settimana, prendevano come me. Adesso non possono avere la pretesa di prendere come me dopo aver lavorato una vita e aver rinunciato anche a studiare, perché al mio tempo non si poteva, certe persone non potevano studiare. È stata chiarissima. È stata quindi chiarissima. dovevano andare a lavorare e basta. È stata chiarissima. E ora vi ringrazio e mi scuso, però Assolutamente, queste cose qua bisogna anche dare una risposta a queste persone. Adesso gliela diamo sicuramente, continui a seguirci. Valdegambis, cominciamo a dare una risposta. Una di quello che ha detto giusto nel nostro telespettatore, che è quello che prendeva 1.400 euro di pensione, più con un altro lavoro, giustamente ha detto Enrico Pavaretto, è in nero, dunque anche è su questa cosa. E poi a me non mi dà fastidio che uno lavori, guardi, anche a 90 anni uno può lavorare, cioè non metto il limite al lavoro, anzi direi che dovremmo un po' anche lavorare un po' di più tutti questo paese, cercare un attimo e anche forse in momenti di crisi di adattarsi a fare anche un po' di lavori, perché è pur vero che c'è una disoccupazione che è giovanile, ma è altrettanto vero che certi lavori insomma abbiamo un po' la puzza sotto il naso e non ci adattiamo più. Io mi ricordo quando studiavo all'università, io non vengo certo da una famiglia ricca, anzi poveri agricoltori, molto semplici, ma mi sono pagato gli studi, facevo il cameriere, lavoravo giorno e notte, mi sono fatto gli esami, mi sono lavorato in 4 anni, sono uscito io, per essere un cittadino italiano medio, poi sono usciti anche gli altri, senza gravare sulle famiglie, anzi prendevo le borse di studio perché facevo gli esami in tempo. Ma cosa insomma che penso si possono fare tranquillamente molti altri. Ora vedo tanti giovani, cellulari, non cellulari. Ha fatto un escurso di Valdegambris, insomma, c'era insomma, va bene, l'ho fatto parlare, parlo di me per non parlare di cose di sto scherzando, no, parlo perché almeno è una cosa concreta che conosco, non parlo di cose ipotetiche. Volevo parlare, abbiamo detto prima che abbiamo bisogno di fare delle riforme. Ci sono tante riforme che oggi non abbiamo ovviamente le risorse, ma non servono soldi. Basterebbe, l'altro giorno mi telefona un mio amico che studiava all'università con me, commercialista, mi fa: Stefano, non ce la posso più, guarda, stiamo facendo dichiarazioni, ma la burocrazia invece di calare si è moltiplicata per n volte. Anche questo governo che dovrebbe liberalizzare, il liberismo e quant'altro, continuiamo a formare il paese e anche il sistema fiscale che va a perseguire più le formalità che non la sostanza. Mi spiego meglio. Abbiamo per esempio con lo scudo fiscale ripulito capitali ingenti, magari provenienti dalla malavita, con poche tasse, mentre abbiamo un'Equitalia che se tu ritardi in qualcosina e ti perseguita, magari in quel momento l'azienda non aveva soldi per fare versare i contributi, non aveva i soldi per versare una tassa, solo per il fatto di aver ritardato ti trovi interessi usurai da pagare. Cioè siamo un paese molto formale e poco sostanziale, un paese che potrebbe semplificare molto facendo un sistema con meno burocrazia, significa meno necessità di personale del sistema pubblico. Oggi tanto personale viene giustificato solo perché deve adempiere a funzioni burocratiche. Ci dovrebbe essere ovviamente i cittadini un po' più responsabili. I paesi d'Oltralpe c'è un senso civico, un senso dello Stato, un senso delle istituzioni e anche del rispetto del denaro pubblico maggiore, cioè dove non c'è bisogno che sia uno a controllarti, è il senso etico dei cittadini che dice io non posso evadere, non posso rubare, devo dichiarare correttamente, quindi non c'è bisogno di un sistema di controlli che sia borbonico, che vada a definire tutto. Ecco, io dico forse dovremmo passare un paese da fare più controlli e meno burocrazia. Uno deve autocertificarsi, controllare, se sbaglia lo metti in galera, però dà la possibilità di fare le cose in tempi veloci e celeri. Ecco, voglio dire, ecco qua per avere un permesso, anche un altro imprenditore, sempre ieri, fatalità, mi dice: guarda, uno di centrodestra, elettore del PDL, neanche il mio partito, perché mi dice che io sono di sinistra, sono dell'UDC, qualcuno mi dice: Stefano, guardi, io mi sarei aspettato una cosa sola, non che abbassassero le tasse perché non ci credevo, però che mi togliessero, che mi lasciassero lavorare in pace, che possa fare investimenti, possa fare il mio lavoro. Io ho lo spirito di imprenditore, voglio investire, oggi non riesco a lavorare. No, ma è stato chiaro, Valdegambis, la burocrazia è sicuramente una cosa da migliorare. Telefonate, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Perché quando c'è l'UDC al governo. Pronto? Pronto? L'UDC ha proposto di eliminare un po' Scusami, di cose. Valdegambis. Pronto? Siamo pronti anche. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera, se abbassa il televisore mi sente, signora, pronto? Con Maria Luisa di Vicenza. Prego, signora Maria Luisa. Senta, io volevo chiedere una cosa, se è giusto, dopo 15 anni che sono in pensione, dal 95, è vero,
Sono andata in pensione a 67 anni nel pubblico impiego e adesso mi è arrivata una lettera dall'INPDAP per un paio di mesi fa dicendomi che mi devono decurtare la pensione perché mi hanno dato troppo fino in questo periodo di 15 anni e non ho ancora quella definitiva e attualmente la provvisoria. È possibile a 15 anni avere ancora la provvisoria? È una cosa vergognosa. Pago un IRPEF di quasi 350 euro al mese. Grazie signora Maria. Signora Bettelli deve rispondere lei. È molto grave questo, se dopo 15 anni ancora non c'è una pensione definitiva. Diciamo, queste cose qui chi le deve risolvere? Vabbè, guardi, noi le denunciamo, si può dire ogni giorno, insomma, Onorevole Lazzari, chi le deve risolvere? Lei è un onorevole, un parlamentare, cioè chi le risolve queste robe qui? Perché ci parliamo tutti, sbagliano tutti, non sbagliano, diamo ragione a tutti coloro. Gli enti che sono preposti dagli enti, quindi a piramide credo lo devono risolvere. Lei ha dato ragione a parecchie telefonate, questo le rende onore, però chi risolve questi problemi? No, ma io credo che a piramide dagli enti che sono preposti, ai ministeri preposti, è una piramide che arriva all'Everest. Lo so. Una piramide che arriva all'Everest, cioè prima di scalare questa piramide, tutto il caso, prima di scalare questa piramide ci vuole... No, è il sistema che non funziona. Attenzione, io vorrei introdurre un altro argomento, perché se continuiamo a dire tagliamo i costi, tagliamo tutta una serie di cose, comunque la risorsa fondamentale, la produzione non c'è in Italia. Il PIL è a zero, noi per non dire zero diciamo 0,8%, l'1,2%, la Germania al 5%, no? Allora è inutile che stiamo lì a vedere, perché se il PIL aumentasse del 3%, automaticamente aumentano anche le tasse, gli introiti, e quindi aumentando gli introiti certi sacrifici non bisognerebbe farli. Quindi adesso in questo momento abbiamo una inversione di tendenza e dobbiamo cambiare questa inversione di tendenza, cioè portare in positivo la produzione. Ma come facciamo? Questo è il punto e non è semplice. Prima di tutto bisogna incentivare le aziende, aiutarle da un punto di vista psicologico, trovare degli accordi con i sindacati per riuscire a superare questo momento d'accordo e poi ognuno cercherà di portare l'acqua al suo mulino, ma in questo momento bisogna che ci siano degli accordi precisi, degli accordi che siano magari legati a un risultato e a un tempo. Otteniamo questo risultato, bene, allora a questo punto rimettiamo in discussione determinati accordi e li miglioriamo. L'altro aspetto è che le aziende dall'Italia se ne vanno. Non solo, la cosa peggiore è che abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e le aziende chiudono. In Germania abbiamo gli stipendi che sono il doppio di quelli italiani e le aziende funzionano. Allora qui c'è qualcosa che non funziona. Allora è inutile che noi ci diciamo 600.000 macchine, no, sono 20.000 e tutto il resto. Questi sono palliativi, perché anche se eliminiamo le macchine spostiamo il problema di un anno. Ci ritroviamo il prossimo anno con i debiti di nuovo. Allora, noi abbiamo solo una risorsa che stiamo umiliando, che sono i giovani. Primo, perché se non lavorano non pagano i contributi e quindi i pensionati non hanno i soldi. Il governo si rifà sui pensionati che non hanno soldi, quindi è il gatto che si corre dietro la coda, no? E non risolviamo niente. Come facciamo? Bisogna far lavorare i giovani, ma non col sistema co-co-co, con gli altri sistemi, incentivando i giovani ad avere un posto fisso ed essere contenti e appagati del lavoro che fanno. Ma abbiamo dei giovani che sono andati all'università, che si sono laureati, che sono dei disoccupati. Allora sono arrivati alla meta. Gli infermieri dal Sud America perché nessuno voleva fare infermieri. Abbiamo che i numeri chiusi, abbiamo problemi anche all'università. Abbiamo i numeri chiusi in settori dove avremo possibilità di dare occupazione ai giovani e abbiamo i numeri chiusi, importiamo dall'estero, cioè cose assurde in questo paese. Guarda, lo Stato, scusi se me lo interrompo, direttore, questa è una cosa che proprio grida vendetta. Sforniamo laureati in settori che non servono. Abbiamo dei settori, anche avremo bisogno di medici, fra un po' di anni importeremo medici dall'estero e le nostre università hanno il numero chiuso sui medici e sugli infermieri, cose assurde che dipende dallo Stato e dal governo, non capisco perché non riusciamo... Però i medici che hanno il numero chiuso sono quelli che poi trovano tutti il lavoro,
noi li dovremmo rispetto importare. alle altre facoltà, c'è un allarme. Valderrama, Sì, è vero, scusi, fra poco dovremo, cosa... scusami, fra poco dovremo importarli perché non abbiamo, Va bene, non abbiamo medici però sufficienti. L'allarme, gli infermieri, Sì, io ma sono quello stato è un altro assessore sociale del problema, Veneto, se mi permetti, io lobby. conosco molto meglio più che i medici l'aspetto del sociale, so che infermieri nelle case di riposo si dovevano cercare in Perù, la convenzione col Perù per portare gli infermieri, abbiamo i disoccupati qui. Dai. Comunque... Telefonata, onorevole, telefonata. Eccetera, cercato di ridurre Poi tutte quelle Benozzi. specialità inutili. Sappiamo anche Telefonata, cosa, quindi, telefonata, poi chiaramente, Benozzi, sentiamo. Pronto? Forse bisogna anche... pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera Michele da Mestre, buonasera. Michele da Mestre, mi sembra aver capito. Buonasera, sì, grazie. Stavo Prego. seguendo il vostro programma. Stavo seguendo il programma e credo che stiamo arrivando al punto diciamo cruciale dove si comincia a capire il pensiero degli italiani. Il problema è questo. Giustamente, come dicevate prima, gli italiani si aspettano un gesto. In qualsiasi azienda, il responsabile dell'azienda, se per primo non dà fiducia e non fa il gesto di sacrificarsi per primo, chiaramente nessuno crederà mai in questa figura. Quello che oggi gli italiani hanno bisogno è di vedere un qualche cosa di reale. Le parole oramai sono arrivate al termine. Ora volevo fare una domanda. Ma secondo voi, visto che lo si legge tramite gli SMS, lo si sente nei vari canali locali, di ciò che pensano oramai gli italiani in generale, vi siete mai preoccupati di pensare dalla disperazione quale potrebbe essere la prossima reazione degli italiani? Speriamo non arrivi, io ho già capito cosa vuoi dire, speriamo non arrivi. Grazie della telefonata, Benozzi, però il ragionamento che fa questo telespettatore non è da scartare a priori. Io l'ho salutato, però c'è da pensarci. No, c'è da pensarci. E dovete fare anche una riflessione. E le dirò di più, tempo fa, parlando con politici, diciamo di un'altra parte politica, mi dissero che proprio per questo motivo loro predicano da tanto tempo un certo tipo di soluzione, diciamo che poi sarebbe la secessione, ecco. Comunque, tornando al discorso che faceva il dottor Casen, che peraltro ha offerto anche una serie di proposte di soluzioni, io volevo proprio ragionare su questo che ha detto, perché ho qui anche un articolo del Sole 24 Ore, ricollegandomi a quello che diceva l'onorevole Lanzarin. Allora, il discorso che Tremonti ha tenuto stretti i cordoni della borsa, no? Tanta gente mi ferma per strada e dice: ma che cosa si poteva fare altrimenti? Meglio così, no? Piuttosto che avere uno spendaccione che magari spende in settore, per carità. Allora, vedi, la gente cosa mi dice? Ha fatto bene Tremonti, per fortuna che c'è Tremonti che tiene stretti i cordoni della borsa, e poi comunque ci troviamo il debito che passa dal 110 al 120% del PIL, e ci troviamo la spesa primaria, che è la spesa pubblica al netto degli interessi e per istruzione, sanità, welfare e assistenza, che scende per la prima volta dal dopoguerra, ma nonostante tutto la spesa complessiva sale, e tenendo ben presente che noi come Italia, e io ho qua la classifica di tutti i paesi europei, siamo quelli che già spendiamo meno di tutti gli altri, cioè la nostra spesa primaria è infima. Quindi anche quando sento parlare di ulteriori tagli nella manovra di 10 miliardi di euro alle regioni, alle province, che poi sono quelli che fanno, perché voglio dire, voi sapete benissimo che il bilancio della sanità è regionale, il piano sanitario regionale si fonda sul fondo sanitario, che poi c'è anche l'IRAP che contribuisce, ma voglio dire, dove arriveremo? Qui la regione sta già pensando ai tagli sulla sanità. Ma tagli sulla sanità vuol dire che a catena ci saranno i tagli, ulteriori costi per i cittadini, ticket, e i tagli anche sui fornitori della sanità. Cioè i tagli alla provincia vuol dire che un domani io non pagherò più quello che mi va a mettere l'asfalto dentro la buca. Quindi qui c'è veramente da chiedersi, e in molti lo stanno facendo. L'altro giorno sentivo la Camusso che appunto interveniva su questo e dice: sì, ma non sarà che taglia, poi veramente sta economia non parte e noi
facciamo la fine della guerra, perché bisogna mettersi in testa che l'economia deve ripartire, che se un domani a dicembre la nostra inflazione è del 2,5% a livello europeo, la Germania che aumenta il PIL del 4% non gliene frega niente, i tassi della BCE possono anche aumentare al 2%. Quando noi abbiamo i tassi della BCE all'1,75, no? Con un'economia che non riparte, siamo a zero. Non è il taglio, è la tipologia di spesa che dobbiamo cambiare. Esatto. Noi dobbiamo passare da spesa corrente a spesa di investimento. Noi quest'anno in Regione Veneto, il bilancio della Regione Veneto di quest'anno paga solo stipendi. Capitolo di investimenti zero. Tutti i capitoli di investimenti sono pari a zero. No, come no? Allora, non ho fermo. Solo project finance sono investimenti, ma pagano i privati, i cittadini. Grigli roventi. A proposito, a parte grigli roventi, ma quello non è investimento spesa corrente, dove 100.000 euro per pagare la grigliata a Portogruaro ci sono, mentre non ci sono per l'assistenza scolastica ai disabili, non ci sono. E 300.000 e 200.000 euro per la consulenza per la caccia ci sono, consulenze lì vanno, quelli ci sono, ma allora questo è un altro capitolo. Per i dipendenti, questo sì, va bene. Questo, però al di là quattro consulenze il resto non ci sono spese di investimento, lavori pubblici, non ci sono. Fra poco Valdegame rientrerà nel nostro gruppo. No, io rimango di centro, anzi forse più a destra di voi, perché qua non è questione di gruppo, è questione di buonsenso. Di loro voglio sperarlo. Beh, di loro è sempre stato più a destra. Voglio dire, fin tanto che noi non ci poniamo, bene, abbiamo una struttura da mantenere, che paghiamo solo stipendi, cosa serve? Punto interrogativo. Non vale la pena a riformare strutturalmente e quindi una parte di queste risorse di riportarle dalla spesa corrente, pagare stipendi di gente che magari mina le dita e investimenti. È questo che la politica deve fare in momento di difficoltà. L'asticella si è abbassata, dovere con senso di responsabilità, senza speculare. Io da opposizione, se la maggioranza, gliel'ho già detto in aula, propone qualcosa di serio, anche forte, sono pronto a votarla, non mi sottraggo sul senso responsabilità, però ci vuole la maggioranza che ha in mano il potere di proporre, che abbia il coraggio di fare qualcosa. Non basta un taglio lineare come fa Tremonti taglia linearmente tutto, il buono e anche lo spreco e anche quello che non è spreco. La politica deve decidere, deve stabilire le priorità, è quello che manca oggi nella politica italiana. C'è una telefonata, il punto focale. C'è una telefonata, Bonazzi, sentiamola. Pronto? Pavanetto, un altro 10 minuti, quarto ora sta qui con noi, Pavanetto, vero? Ho detto alle 11 no, l'ho ingannato, però 10 minuti e un quarto d'ora stiamo ancora assieme, dai. È che metto le bugie a Giorgio per quello. Abbiamo tante cose, io vi faccio così, vi dico alle 11, poi stiamo di più, ma poi stiamo bene, guardate, ci sono molte telefonate da tutta Italia, dunque, anzi dal nord Italia e più dal Lazio. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Parla con Pietro da Avono Terme. Prego, signor Pietro. Pietro da Avono Terme. Prego. Guardi, io è 54 anni che vivo all'estero e ho pagato 45 anni di contributi per avere la mia pensione. Voi in Italia non pagano niente di pensione e sempre sento dire a Natale 20.000 sono andati all'estero, 10.000 sono andati in Germania, 30.000 sono andati di qua, 4 milioni sono andati di là. Ma questi soldi da dove vengono fuori? Intende che vanno in vacanza quelli che sta facendo lei? Che sta dicendo lei? Sì. Credo di aver capito bene, giusto? La gente comunque ha i soldi, Ma i soldi dove li trovano? Certo. Sì, sicuramente. Ma i soldi dove li trovano? Certo. Va bene, la ringrazio del problema. Sarebbe un quesito anche questo qui. Allora, che viviamo sopra le nostre aspettative, insomma è un dato di fatto, è come il problema dei giovani, dei lavori umili, ma apriamo un po' una finestra, insomma. Gli italiani che detiene il 90% della richiesta italiana. No, ma dico... 10% degli italiani detiene il 90% della richiesta italiana, 10% degli italiani. Ritornando al discorso che faceva il dottore, anche raccontando un po' la mia esperienza, io collaboro con l'ufficio Stato dell'Università di Padova degli incontri di orientamento al lavoro per i neolaureandi. Prima di tutto, per creare occasioni di lavoro e investire per le imprese, incentivare eccetera, occorre recuperare risorse. Quindi se non si parte dal concetto che chi evade ruba la collettività, proprio ruba, toglie risorse a me, a ogni cittadino, e quindi come tale va considerato, ed è la concezione che c'è all'estero, che c'è in America, per cui chi evade va in galera, cioè non è che ottieni il condono, quindi preferisco evadere che tanto prima o dopo arriva il condono. Quindi è una cultura e anche una normativa, fa prestiti, fa mutui, normativa che va applicata per pagare le tasse, e quindi recuperate risorse. Poi è chiaro, è positivo aver tenuto i conti sotto controllo, però
La strategia della Germania è stata completamente diversa. Ha nello stesso tempo, nella stessa crisi, investito ed è diventato il motore trainante dell'economia. Sì, ma possiamo dire che noi invece che piangerci sopra, sì, facciamo qualche ma cosa, allora, diceva prima rispetto a questo però, guardiamo, investiamo nelle aziende e nel lavoro. Riportare il rapporto tra produzione, impresa e ricerca, perché se l'imprenditore non fa ricerca, non innova, non è competitivo sul mercato, la competitività non è data dal basso costo, è data dalla capacità del proprio prodotto di essere competitivo. Secondo, deve chiaramente avere agevolazioni fiscali, perché è vero che il costo lavoro è il più alto dei paesi europei e il salario netto e anche il rendita per l'impresa è la più bassa, quindi occorre la riforma fiscale che riequilibri questo, ma riequilibra se sposto tassazione dal mondo del lavoro al mondo delle rendite finanziarie, al mondo recupero l'evasione. Poi formazione e lavoro. Certamente se non faccio orientamento rispetto al percorso formativo, rispetto all'inserimento lavorativo, se non do un'indicazione di qual è la strategia, se non faccio in maniera che la scelta del ragazzo professionale sia spostata verso la fine del suo percorso formativo e non all'inizio, nessun esperto di mercato del lavoro può dirvi quale sarà la professione fra 5 anni richiesta dal mercato. Sicuramente. E quindi occorre lavorare sull'orientamento, cosa che oggi non c'è. Certo, sì, ma però, telefonata. C'è un fatto, l'onorevole aveva parlato di riforma della scuola. Non è questa la riforma della scuola che andava fatta. No. Andava fatta un'altra riforma della scuola. La scuola va riqualificata. Se non si riqualifica la scuola, noi continuiamo a produrre giovani che sono vecchi di preparazione. E se non facciamo che il sistema formativo sia un sistema formativo continuo, di formazione continua. È quello che si diceva un paio di trasmissioni fa, che come fanno in Germania i giovani durante il periodo estivo vanno nelle aziende e incominciano a imparare quello che è il rapporto tra la scienza e il lavoro. Allora si arriva a ottenere un giovane che esce dall'università e ha una preparazione sufficiente per essere accolto poi in azienda. Ecco perché citavo prima il dottorato di ricerca fatto con l'apprendistato. Certo. Telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Giuseppe da Pieve di Sacco. Non ho capito, scusi. Giuseppe da Pieve di Sacco. Prego Giuseppe. Volevo apportare... Prego? Prego. Volevo apportare il mio contributo alla trasmissione. Si parla delle pensioni, dove prendere i soldi per queste pensioni. Io posso dire una cosa. Quando siamo andati l'ultima volta alle elezioni ci avevano promesso che abolivano le province, 4 miliardi l'anno. Nel bilancio dello Stato annuo c'è un capitolo di spesa di 40 miliardi a fondo perduto. Non si sa a chi vengono dati questi soldi, non ci sono specifiche. Nel 1970, ancora prima che entrassero in vigore le regioni, il PIL, cioè il debito pubblico, era al 41%, nel 2011 al 120%. Se qualcuno mi vuole spiegare dove prendere questi soldi... Certo, stiamo cercando di recuperarli, io sto scherzando. È fatica, è passato, ha raccontato la storia quasi dell'Italia nel suo ragionamento. Grazie comunque della telefonata. Enrico Pavaletto, prima di concludere, io vorrei che davvero anche dall'onorevole Lazzarin domani andasse in Parlamento con delle proposte proprio per far sì che i politici, per far sì che i pensionati politici rientrino anche loro nell'idea di togliersi qualche euro dalla propria tasca per donarla, uso questo termine che poi non è neanche tanto bello, a quelle pensioni da 500 euro. Perché poi Enrico Pavaletto sento parlare tutti bene, poi alla fine succede che non è così, perché questa sera dalle persone che sono intervenute telefonicamente e anche da quelle che abbiamo intervistato, mi sembra la chiave di lettura chiarissima. Date l'esempio prima, voi una volta santo Dio. Lo sposo una volta, in pieno, ma siete d'accordo? Ma ho appoggiato nell'ultima finanziaria della quale era ancora presente il mio partito. Sì, ma poi quando Borghesi dice abbassiamoci tutti lo stipendio, scusami Enrico Pavaletto, in Parlamento 400 su 440 parlamentari
18 hanno detto sì, 422. Quella era sulle pensioni. Sulle pensioni, Sulle pensioni, sì. Io su questa qui non sono neanche stata interpellata, cioè nel senso non so poi che dati danno i 18 sì, 18 no, quindi c'era una votazione visibile. C'è stata la votazione. Basta andare su internet e la trova il filmato. Sui vitalizi si è parlato, no, ma sui vitalizi si è parlato e sicuramente ci sarà la riduzione. Ci sono persone che con un giorno di Parlamento, perché poi hanno il vitalizio. No, ma questa ha ragione, questa era cambiata. Adesso voi sapete che si va solo con la legislatura completa. Sì, certo, cioè, perché fino a poco tempo fa c'era anche detto che si diceva no, il Parlamento dura per 2 anni e mezzo. Anzi, abbiamo la pagina che le faccio vedere. No, ma dico, ma che e quelli che li prendevano? Ma infatti non è giusto che uno che per un giorno prenda un vitalizio. Ma li prendono ancora finché vivono? Guardi, le faccio vedere. Ma come non è giusto Chiedo i alla privilegi regia. che abbiano quelli che hanno finito ormai da 10 anni? Sono d'accordo io su queste cose. Se mi mette la pagina 6, Cristian, eccola qui. Allora, queste non ho le premature, volevo le pensioni lampo, scusami, è la 6, pensioni, eccola qui. Allora, Luca Boneschi ha lavorato un giorno 3.108 euro. È vero che arriva da fino al 2006, è cambiata, però quello li percepisce ancora. Toni Negri, ragazzi, Toni Negri, cioè esatto. Uno dei peggiori cattivi maestri che Sì, l'Italia abbia ma mica avuto. siamo noi subiamo. Il cittadino che telefona, Enrico Pavanetto, mi vede arrabbiare, un conduttore non dovrebbe farlo, il nostro telespettatore che telefona lo chiede a voi di queste Luigi cose Scalfaro, vi meravigliate voi che siete politici. Che io mi assumo no, ma vi meravigliate voi che siete politici. Così come la responsabilità penale è sempre personale, permettimi che pur sentendomi appartenente alla destra politica italiana, prima l'Alleanza Nazionale e oggi orgogliosamente al PDL, però voglio dire, ti posso dire e posso rispondere per quello che faccio io, sicuramente non per quello che fanno gli amministratori o i politici o i parlamentari o i senatori che stanno sopra di me. Io sono d'accordissimo, guarda, lo ricordavo prima, una delle ultime finanziarie nelle quali c'era ancora l'Alleanza Nazionale, io ho salutato con estremo piacere il primo taglio storico di questi periodi del 10% ai costi della politica. Così come scusami? Così come sono convinto, ma non soltanto rispetto alla sensibilità che si è espressa anche in queste telefonate, ma proprio perché convinto che in questa fase di lacrime e sangue veramente, non soltanto per questo tipo di finanziaria, ma lacrime e sangue per la difficoltà economica che il nostro Paese non solo sta vivendo, dovrebbe essere la politica a dare l'esempio per prima. Io questo tipo di sensibilità, prima soprattutto come organizzazione giovanile del partito, ancora ad oggi da amministratore, forse non più giovane, ma che insomma sicuramente non vecchio, cerco di portarle a chi sta sopra di me. Perché sono convinto che molto spesso chi fa politica, soprattutto a tanti anni e a tanti livelli, non riesca a mantenere effettivamente il polso della situazione con quello che è la cittadinanza e quindi anche l'elettorato. Che ci sia effettivamente una discrasia da distanza ormai quasi siderale. Che cosa bisogna fare? Bisogna ricominciare a fare delle riforme vere. Non è vero che questo governo le riforme non ha cominciato a farle. Le ha fatte, la gran parte forse anche migliorabili. Qualcuno, e sicuramente chi sta dall'altra parte, forse non condivisibili, ma guardi, la riforma della scuola, la vogliamo dire, ne vogliamo parlare? Faccio la telefonata prima, ma chi non è d'accordo, però è stata la prima riforma degli ultimi anni nel mondo della scuola che ha ricominciato a dare meritocrazia e a togliere qualcosina forse ai baroni. Faccio la telefonata, poi allora, ti faccio scusate, allora, le grandi riforme che il futuro ci aspetta e che voi avete bocciato con il referendum è quella, e lo dico io, orgogliosamente italiano e nazionalista, quella ad esempio della devoluzione, che già vedeva il taglio dei parlamentari, che già vedeva la responsabilità anche degli amministratori a livello territoriale, per poi arrivare, giustamente, scusami Stefano se mi permetto di finire, che poi possa vedere anche non alcune zone del nostro territorio comportarsi in un modo allucinante rispetto a quella che è la criticità del momento. Telefonata. Perché non ci possono essere, scusami, nel comune dove sono io 4 vigili con 10.000 abitanti e con la stessa realtà, scusami, la stessa realtà di 10.000 abitanti al sud 40 vigili quando noi abbiamo 40 dipendenti in tutto. Telefonata, sentiamo, pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo? Con Sergio. Da dove Sergio? Come? Da Vicenza? Da Vicenza. Prego. Ecco, vorrei rispondere al signor Valdegamber, mi sembra.
sul fatto di lavorare fino a 90 anni. Non sono molto d'accordo. No, ma se il signore, scusa, l'ho detto Aspetta, che se il Valdegamberi. signore vuole lavorare a 90 anni, non è che uno deve vietarlo, ho detto questo, non è che uno poi... Prego. No, ma se il signor Valdegamberi avesse lavorato, non so, in fonderia o in fabbrica, non credo che lavorerebbe fino a 90 anni. E poi il posto per i giovani, non vedo dov'è. Scusi, era diverso il concetto di Valdegamberi, era diverso. Il concetto è un altro, guardi, che io non ho detto che bisogna lavorare fino a 90 anni, ho detto che se un signore che aveva 75 anni e 71 anni e ha detto lavorava pur essendo in pensione, io non sono contrario che uno possa continuare a lavorare, che lavori pure, basta che lavori in regola, che versi le sue tasse, ci sono delle regole per lavorare anche in pensione. Non mi preoccupa uno che vuole lavorare, anzi mi preoccupa piuttosto uno che non vuole lavorare in Italia. Mi fate vedere dalla regia, grazie alla telefonata, mi fate vedere dalla regia la pagina 5, vi faccio vedere così, le abbiamo già fatte vedere la settimana scorsa e hanno suscitato scalpore queste videate, le pensioni premature, cioè uno a 39 anni come Manuela Bossi prende 706 euro, Giuseppe Gambale 8.500 euro, Antonio Di Pietro 2006, Stefano Mastella 18.000 rotti euro, Mauro Sarcinelli 15.000 euro a 48 anni, 44 anni. Vi facciamo vedere quante cose che non hanno, onorevole, e questi sono dati veri, questi sono dati veri, quante cose non vanno bene Ravazzolo qui in Italia, perché insomma mi sembra di vedere, vi faccio vedere anche le Guinness delle pensioni, queste, qui ci sono tutti quelli che anche non politici in generale, quelli che guadagnano di più. Se andiamo facciamo vedere la pagina 4. Eccole qui. Poi prima parlavate di persone che vanno a dirigere le autostrade oppure l'Enel oppure le ferrovie, sono tutti ex politici, che gli viene promesso perché dato che non fai più questo ti mettiamo a fare quello, e questa che qui la politica dovrebbe dare un taglio. Molto di più i politici. Certo. Io dividerei per cento. Se vediamo cosa? Se rivediamo di nuovo la tabella, Bonazzi dice quella tabella là, scusa se chiamo Bonazzi, non capisco perché mi viene, non è bello, anche perché ci conosciamo, insomma. Io dico dividerei per cento. Scusami, cosa? No, era la proposta, vedere 1.173.205 euro, uno avrà versato anche molti contributi, non lo so, però francamente per arrivare a quella cifra là, secondo me vive bene anche con 11.732 è un manager, un funzionario dei telefoni dello Stato, poi ha maturato. Quando la SIP metteva in pensione a 35 anni. Perché noi abbiamo riflettori sui politici. Ma attenzione, però vi do delle altre cifre. Ciampi, siamo a 700.000 euro. All'anno. 3 pensioni che si sommano. Andiamo a vedere i senatori a vita, cioè nel senso... Voglio dire che molto spesso abbiamo riflettori sui politici, euro all'anno. Ma ci sono altri, guardate, presidenti di... Io credo che prossimamente ci sarà un ampliamento della sopravvivenza, cioè bisogna tenerli vivi anche se poi sono in fase terminale. C'è stato qualche caso in America che mettevano il nonno in freezer. Io sono sorpreso. Accanimento terapeutico. Succederà. Scopo di lucro. Vengo da una famiglia telefonata Valdegamberi, telefonata, poi se no stiamo qui fino alle 2. Poi Pavanetto deve andare a mangiare. Io vengo da una famiglia di agricoltori molto semplici di montagna. Sento che il presidente della Coldiretti Nazionale, che ho sentito voci di diverse cifre da capogiro, il direttore nazionale della Coldiretti, per dire un'associazione, mi hanno detto delle cifre che sono rimasto scioccato. Parliamo di 800.000 euro all'anno. Mamma mia. Cose così, altro che i politici. Sento presidente di assicurazioni, società di assicurazioni, che hanno appellativi ma anche cattolici, prendono 1.200.000 euro all'anno. Telefonata, Enrico Pavanetto. Privato. Pagano regime molto spesso telefonata, tra privato e pubblico i confini sono molto. Strade semipubbliche, anche Valdegamberi e chiedere un aiuto al nemico con Valdegamberi. Telefonata, sentiamola, pronto?
Pronto, buonasera, sono Antonio. Da dove Antonio? Da Roma, buonasera. Da Roma, prego. Roma città, Antonio? Roma città, sì. Prego. Roma ladrona. Perché Roma? No, scherzo. Guarda che sono amico di Romani. Chieda scusa Valdegambari. No, guarda che non lo dico io sti qua, io sono contrario a questa lei l'ha posizione. detto Valdegambari. Io ho ripetuto lo slogan che c'erano degli altri che poi vanno a mangiare a Roma. È sfuggito scherzosamente. No, ma guarda che io sono a Roma, io ho ottimi rapporti con i romani, sono simpaticissimi. Prego. Comunque non sono romano io, vivo a Roma ma non sono romano. Quello peggio allora, non c'è problema. No, volevo riprendere il discorso dell'editore, che l'ultimo intervento l'ha fatto l'editore, che è un po', diciamo, ha detto una cosa interessante, un po' lasciata cadere nel vuoto, quando si è domandato come mai con un costo del lavoro così basso in Italia, vedo che tra di voi c'è qualcuno con i capelli bianchi, quindi si ricordava tutte le polemiche del costo del lavoro, la scala mobile, eccetera, eccetera. Quindi risolto il problema del costo del lavoro, e qua ha detto bene una battuta il sindacalista della CISL, se ne sono sporcate le mani, e come? Sulle pensioni, accettando la riforma Dini, eccetera, eccetera, quindi la loro parte, le loro mani se le sono sporcate, e come? Volevo chiedere all'editore, giustamente, che si chiedeva il perché va bene, perché giustamente l'editore diceva quando non si interviene sui costi dell'energia, quando non si interviene sui costi delle infrastrutture, quando non si fa una riforma fiscale, eccetera, eccetera, è chiaro che ci può essere il costo del lavoro più basso del mondo, però purtroppo nulla regge. Allora le faccio questa domanda e sono brevissimo. Siccome le ha detto giustamente bisogna fare qualche cosa, che senso ha nell'ottica di questo spirito fare una norma che prevede, lei sa che uno dei problemi per cui le aziende non vengono a investire in Italia è il problema della lunghezza della giustizia, dei risarcimenti sulla giustizia civile. Allora le chiedo all'editore, e lui all'editore, ma chiaramente in realtà è rivolta per esempio all'onorevole della Lega che è presente, che senso ha fare una norma in cui si sospende l'esecuzione immediata di una sentenza di secondo grado di procedura civile e si aspetta la Corte addirittura la Corte di Cassazione. Che senso ha questo discorso qua? Me lo deve spiegare, parlo come spirito, che senso ha questo discorso qua? Certo. Io non vedo veramente tanta speranza in nulla, lo dico chiaramente. Grazie, continui a seguirci da Roma. Come una battuta, perché è stato troppo veloce la sentenza, è stato violento. Non hanno visto molti ministri non hanno proprio visto il testo. Nessuno responsabile. Il testo non l'abbiamo visto noi. No, ma mi esorto perché noi il testo non l'abbiamo visto. Berlusconi ha detto Tremonti sapeva, Bossi ha detto Tremonti non sapeva niente, Tremonti ha detto chiedete a Gianni Letta. No, lì è stato... Però comunque è stata tolta. Talmente sacrosanta. Adesso vedremo cosa faranno i senatori PDL al Senato. La Monteosi naturalmente. Addirittura su questa cosa della Salva Fininvest hanno fatto dei conti. Chi è che ne può beneficiare oltre appunto a colui per 36 persone in Italia. Di queste 36 peraltro sono tutte persone che hanno un contenzioso con lo Stato, per cui sono 400 milioni che se così fosse lo Stato non incamererebbe. Per cui, no, se uno dovesse aspettare, andiamo a fare la manovra dall'altra per poi premi pensionati, poi è così, ma è il ragionamento che facevo non solo in questo tipo di discorsi, ma anche in altri, tipo che qui in Italia abbiamo tutto di più di quello che hanno gli altri, essendo un paese non grande come gli altri. Telefonata, sentiamola. Pronto? Non avevo risposto. Ha detto che rispondeva... Voleva sentire la mia risposta prima, io ho detto che siccome non l'abbiamo vista ci siamo distaccati e abbiamo allontanato. Ha coinvolto tutti e due. Allora, il discorso è abbastanza complesso. Va considerato che la certezza della pena e la rapidità della giustizia in Italia è una delle pecche più grosse che noi abbiamo. E quindi va riformata la giustizia, ma non tanto. Noi abbiamo delle leggi che sono fantastiche, che sono maltrattate, se vengono applicate in maniera giusta sono sufficienti, anzi ne abbiamo più di tutti gli altri stati, parliamo di decine di migliaia di leggi che sono addirittura superflue e continuiamo a sfornarne in continuazione. Il problema è che i tribunali sono lenti, i tribunali non sono organizzati, i tribunali hanno difficoltà ad operare, in parte gli sono state tolte delle risorse, in parte sono anche sprecate queste risorse. Allora, una delle riforme che va fatta è non l'aggressione del giudice o della magistratura di per sé, ma
magistratura fa il suo mestiere, poi lo farà un po' meglio, un po' peggio, ma in Italia tutto sommato la magistratura si è sempre comportata discretamente bene. Il problema è quello di dare la possibilità alla magistratura di essere rapida, quindi se la magistratura non ha i computer e l'operatore in tribunale... alle 10, quando le udienze cominciano alle 8:30, perché anche quello... Beh, allora, se noi andiamo sul dettaglio, direi che i deputati e i senatori e i ministri e i sottosegretari infatti hanno lo stesso stipendio, prendono i voli all'Italia. Abbiamo salvato una società che vale con 3 miliardi e 600 milioni e abbiamo la flotta privata più statale più grande d'Europa e del mondo. Per qualcosa, allora, non so. come? Verrà usato, io mi auguro, non lo so, per qualcosa se abbiamo sta flotta, cioè perché Sì, a parte... allora sono raddoppiate le ore di volo. Noi voliamo all'incirca 9.000 ore all'anno, vuol dire che c'è un aereo in qualsiasi ora del giorno che vuol dire che i ministri giustamente corrono avanti e indietro per l'Italia a lavorare. Se non ci sono loro, l'Italia fallisce. Attenzione, i Guinness dei per i parlamentari. Il Guinness dei primati, così vi dico una curiosità, è un sottosegretario che doveva andare da Roma, da Milano a Malpensa. Prendo una macchina con l'autista e pago 1.000 euro, lo esageriamo, no? Ecco. Ha fatto arrivare un aereo da Roma, è atterrato a Linate, quindi sono dovuto andare fino a Linate, e da Linate a Malpensa si è fatto portare. Se io sono lì, lo gambizzo. E allora si dia da cosa ne penso di queste cose. Si dia da fare, perché questo è vuol dire che hanno fatto 3 ore di volo e un'ora volo costa 8.000 euro. Però nella riforma per fare... non c'è la riforma, perché no, nella manovra, nella manovra c'è solo le 5 cariche che utilizzeranno, gli altri viaggiano. 4.000 ore di volo sono aumentate negli ultimi 3 anni. Però allora diciamo che nella manovra è previsto. Io non posso andare da... bravo! Quando non porto con le ragazze in Sardegna che i voli di... Ma no, ma perché questi sono dettagli. Insomma, mica tanto. Scusa, tu ne avevi uno che prendeva troppi pochi soldi con la scusa che doveva tornare a casa per fare l'amore con la moglie, decideva di circondarsi lì. Insomma, non è che non ha preso l'aereo per portarsi, stava lì a no. Che fanno. Io ho fatto giustificare, diceva che prendeva troppo poco. La videata che poi infatti si è dimesso dato Valdegamberi, il professore Ermanno Casa parlava di aerei, abbiamo dato in onda la videata che adesso andremo eccola qui, però sentiamo la telefonata perché altrimenti ci salta la linea. Chiudiamo tra poco, Pavanetto. Sentiamo, chiudiamo tra poco. Pronto? Ambasciatore non porta pena. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo? Parlo con Maria Bianca di Rovigo. Prego, signora Maria Bianca. Allora, senta, la mia domanda è abbastanza semplice, che si potrebbe anche risolvere con una certa facilità oppure con molta difficoltà, dipende dal punto di vista. Perché le insegnanti della scuola materna, elementare, medie, naturalmente statali, godono di ferie di gran lunga superiori rispetto a chi lavora nel privato? Le famiglie con figli minori e in assenza di nonni devono pagare, quando queste sono in vacanza, 2 mesi estivi, periodo naturalmente natalizio, ponti, eccetera, devono pagare babysitter, campi scuola. Queste sono spese che potrebbero essere evitate se la scuola fosse presente. Sono spese però che da parte della famiglia sono alquanto pesanti. Mi scuso. Certo, grazie, ma credo che anche se qualcuno dà la risposta... ma vai a toccare tu? Sì, ma il tema dei servizi alla famiglia. Facciamoli studiare a luglio con quel sole che batte, cioè a giugno... No, ma non è questione facciamoli studiare a giugno o a luglio che fa caldo. Il problema è che ormai le famiglie hanno problemi nell'accudire i bambini e quindi poi devono, quindi dicono... quello privato. Però insomma anche qui allora entriamo, ci sono anche privilegi più piccoli, ci sono. L'insegnante, mia moglie insegnante, ha un mese di ferie, il resto rimane a disposizione della scuola. Il problema è che queste strutture e queste risorse non vengono utilizzate come molte altre nei servizi alla famiglia. Perché per esempio anche la palestra, che è
della scuola potrebbe, nei tempi di non utilizzo della scuola, essere a disposizione della comunità, ma anche lì ci sono barriere. Però io non ho mai visto di un'organizzazione sociale si mettino di tipo a fare diverso, in cui anche l'insegnante potrebbe gratuitamente. invece fare centri ricreativi o altro, potrebbero andare da lì ad accudire i ragazzi. usare il tempo libero in maniera anche si produttiva per mettono la a collettività. disposizione per seguire i ragazzi a fare i compiti, non l'ho mai visto, mai Fanno corsi di sentito. recupero, per esempio le medie a settembre, no? Io sono di un altro gli avviso. insegnanti Io di ritengo scuola, insomma. io ritengo che lo stipendio degli insegnanti sia troppo basso e poco dignitoso per quel lavoro che fanno. È un personale che noi dovremmo tenere da conto in maniera molto, molto migliore rispetto a quella che noi consideriamo. L'insegnante lo consideriamo come anche la selezione un'attività. fare l'insegnante. Che non ha mai fatto concorsi. No, il problema è la selezione non c'è, per cui resta precario per 20 anni e poi forse entra per caso. Quindi se noi creiamo un iter e poi lo facciamo rispettare, come fanno in tutti gli altri paesi, questo problema non sussiste. È inutile che andiamo a criminalizzare Tizio, Caio, Sempronio. Andiamo a vedere, mettiamo in funzione un sistema, dopo lo critichiamo. Non possiamo continuare a criticare un sistema che non c'è. Ci mettiamo d'accordo, perché sennò colpa di chi? Della signora Maria. Allo stipendio di un insegnante che torna a casa e si porta io pretenderei molto di più degli insegnanti, però li pago anche bene. No, ma sono d'accordo. Danno di più, è giusto che guadagnino di più. Concordo. Ma che vengono fatti colleghiamo allora alla produttività, alla meritocrazia. Certo, non c'è dubbio. Purtroppo abbiamo troppi personale del pubblico impiego, mal distribuito e sottopagato. Io parlo in generale del pubblico impiego. Il pubblico impiego è sottopagato, mal distribuito sul livello nazionale e anche per le strutture, e purtroppo è demotivato. Telefonata Pavanetto, sentiamolo. Perché manca la meritocrazia dentro il pubblico impiego, per quello è demotivato. Telefonata, pronto? Ravazzolo deve intervenire, che lei la vedo silenzioso lì. Telefonata. Perché ha fame? Crisi ipoglicemica. Sentiamo, pronto? Fra poco chiudiamo. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto, sono Giancarla di Padova. Prego signora Giancarla. Ecco, guardi, buonasera a tutti. Io intanto volevo dire una cosa, ma vi siete mai chiesti quali sono le pensioni di 500 euro? Glielo dico io che ho lavorato 38 anni e prima venivo anche criticata. Allora, le pensioni di 500 euro sono quelle di quelle signore che hanno sempre lavorato in nero per le famiglie, oppure lavoretti che una volta No, anche gli artigiani, signora, anche gli artigiani che hanno lavorato 40 anni prendono 600 euro. Un'altra cosa le devo dire, stia buono che le dico un'altra cosa. Quali anche sono da lei. i commercianti? Forse sono i commercianti? Facciamo condurre alla signora. Forse sono i commercianti che magari hanno la barca, megaville, 5-6 macchine, vanno a mangiare fuori tutti i giorni. Ma in quale film americano, signora? Ma l'evasione contributiva. Ma in quale film americano? Ma sa signora, quanti commercianti? Non tutti, però è più facile. Da un lavoratore dipendente. Dicevo prima, ma non è una battuta, è la disperazione. Sono costretti a fare prestiti per pagare le tasse. Perché lo Stato ti dice hai quei metri quadri, hai quel tipo di attività, sicuramente porti a casa quello. Il problema è che se dobbiamo guardare dove c'è l'evasione, sappiamo, no, che c'è di più in certi settori rispetto al pubblico impiego che fa il secondo lavoro in nero. Quindi c'è il disonesto in una categoria e c'è il disonesto su quell'altra. Certo. Allora, in chiusura, così ti faccio la chiusura perché Ravazzolo altrimenti va in crisi. Parla Ravazzolo allora. Parla Ravazzolo, sì. Ma Ravazzolo è stato uno, tra l'altro, è stato l'unico che ha detto per aumentare le pensioni ha proposto qualcosa. Io propongo l'aumento delle sigarette. Di fumare? Allora, le sigarette, siamo quelli che hanno il costo più basso d'Europa. Siccome è un vizio che uno sceglie, aumentiamo sul pacchetto di sicurezza di sigarette €1 e cosa ci moliamo? Io propongo i soldi della benzina, visto che costa... Hanno già aumentato le accise, ha già
aumentato le accise di 8 centesimi. No, voglio dire, su cui paghiamo anche l'IVA. Stavo dicendo una cosa e mi avete però tutti i fumatori mi odieranno, ma non la benzina quel che costa, visto che all'origine costa 10-20 centesimi, ne so, e ci sono ancora le tasse sul terremoto del Friuli, il terremoto di Messina, ecco, aumentiamo le pensioni, perché la benzina ha un bel guadagno per l'Italia, e magari proponete questo. Tagliamo lo stipendio ai giornalisti. Ma non è che per i giornalisti siano così la viola, sono d'accordo con il caso. No, Valdegamberi, chiudo. Aspetta, scusami. Allora, state attenti. Se entrate nel ragionamento dei giornalisti, scusami, un attimo solo, fermati lì, che se faccio io i giornalisti, parlo io ai giornalisti. Certamente non so il tuo caso, che non conosco, non voglio neanche conoscere. Io sto bene, il mio discorso mi tratta bene. Qui parliamo tanto di costi della pubblica amministrazione, della politica e quant'altro, ma sappiamo gli uffici stampa che abbiamo dietro gli enti pubblici, che ormai ogni ente pubblico ha un ufficio stampa, dove troviamo che l'addetto stampa del comune di Verona percepisce 200.000 euro e poi tutto il sistema dell'addetto stampa arriviamo oltre a mezzo milione di euro. Aspetta. Comune di Verona, andiamo a guardare la Regione Veneto, cioè questi qua non sono costi della politica, questi, e nessuno parla, l'ufficio stampa della Regione Veneto. L'ufficio stampa della Regione Veneto. L'addetto stampa quanto costa? Quanto costa? No, al di là del costo, che io non lo conosco e non lo so, però comanda più del governatore. Questo oltretutto, la linea politica non fa il governatore, lo fa l'addetto stampa del governatore. Questo supporto l'editoria privata. Io per invitare... Ma dove si porta l'editoria privata? Paghiamo con soldi pubblici? Anzi, c'è il buco di bilancio a Verona, città di cui sono consigliere, per fortuna. Verona c'è, per coprire il buco di 20 milioni della gestione corrente, dove c'è dentro anche il costo anche del giornalista, abbiamo venduto le quote. Sì, ma non devi indicarmi con quella cattiveria. Io sono molto chiaro, perché affari moralisti non ce l'ho con te, ce l'ho. Dico che bisogna stare attenti qua. Uniquique sum, dicevano i latini, uniquique sum, qua ci fanno una presentazione alla città a 360 gradi. Questo modus in rebus, ho detto prima. Mi date un progetto dicevo che abbiamo venduto le quote di partecipazione del comune e della fiera, cassato 40 milioni di euro, 20 milioni per ricoprire il buco di bilancio. Siamo in chiusura davvero, Valdegamberi. E non siete gli unici. Una proposta seria, Valdegamberi, che domani nelle vostre sedi portate avanti perché si possono aumentare queste pensioni invece che diminuire. Me la date prima di uscire da qui? Io te l'ho detto 3 volte. Sì. Prima cosa. Hai detto la provincia. Chiudiamo la provincia. Ho detto la prima cosa cura dimagrante a tutti i livelli, accorpamento di comuni fino a 5.000 abitanti, eliminazione delle province, dimezzamento dei ministeri. Ma fattibile? È fattibile, diamoci 3 anni di tempo, ma in progressione non si assumono più cose, si accorpa, è una cosa fattibile. Benazzi, poi è fattibile? Più meritocrazia. Noi abbiamo non una cosa, abbiamo 58 pagine di proposte. Sono tante a quest'ora, è quasi mezzanotte. Non le posso dire tutte, però con tutta la buona volontà. No, però posso invitare, c'è anche un discorso. Il mio editore mi dice se andiamo avanti magari io dico no, ma c'è anche un discorso sulle auto blu, prima leggevo, per cui c'è anche la proposta sulle auto blu e col discorso di quei numeri ci ricordiamo che c'era anche Antonio Di Pietro lì tra i numeri. Lui è stato un pensionato dopo 24 anni di primo magistrato d'Italia, insomma primo magistrato della Procura d'Italia, per carità. Bettella, la proposta riforma della fiscale contro l'evasione fiscale e poi rimane quella. Noi chiediamo anche la patrimoniale, per esempio una tassa sui grandi abbiamo patrimoni. Inserito noi praticamente. Una volta poi lo faccio. Professore Mannocase, la proposta fermi la proposta. È difficilmente giustificabile. Pavaretto, non sprecare energia perché dopo non ce la fate vedere a mangiare. Ma su quali patrimoni avete? Patrimoniale su cosa? Bettella di bollo. Sì, ma Rosanna Bettella, allora la proposta. Ma la patrimoniale noi è sopra gli 800.000 euro di patrimoniale. La proposta soprattutto dei 50.000 euro. Ma perché siccome si continua a dire che la CGIL vuole mettere le mani in tasca ai cittadini, non so. Fermo. Professor Mannocase, allora la proposta la mia proposta è un po' fuori dallo schema. Io credo che va rifatta la legge elettorale, perché se no non riusciamo a muoverci, siamo ingessati. I deputati devono trovare suffragio presso i propri cittadini. Concordo. Ecco, perché se no è troppo verticistico questo potere e non si sposterà nulla, perché il gioco delle parti ormai è il pirandelliano. Concordo. Allora, bisogna che i deputati si confrontino
con i loro elettori e che possano finalmente rispondere di quello che fanno direttamente e non rispondere ai capigruppo o ai capi del partito. Poi risponderanno anche ai capi del partito perché è nella natura delle cose, ci sono degli statuti, però ormai si è creato questo scollamento che in questo momento, non so se vi siete resi conto, la gente vi chiede. La gente non è contraria alla politica, vi sta dicendo abbiamo bisogno di un'altra politica, ma una politica che non sia a Roma, che sia qui sul territorio, qui o in Sicilia o in Sardegna o in Liguria. E allora il deputato, l'eletto, il senatore che è eletto va presso il suo elettorato e risponde di persona. Maghini, il suo proposito per aumentare se benedette 500 euro. Io ho capito che se andiamo davanti a Gambari ci dà un euro noi l'abbiamo a testa. Formalizzata anche con una manifestazione del 18 giugno a Roma, la posizione della CISL e della UIL rispetto alla riforma fiscale, alla lotta all'evasione, alla tassazione anche delle rendite finanziarie. È chiaro che per realizzare questo occorre che la politica si assuma le sue responsabilità. Chi ha il governo deve fare una proposta, ma questa proposta non può passare a colpi così con interventi a volte strani dentro alle leggi stesse, ma in un dialogo con l'opposizione, in un dialogo con le parti sociali, dove insieme si individuano i percorsi, perché deve essere un percorso di equità e di solidarietà sociale. La parola più difficile che ha detto è insieme. Insieme, ma è una parola difficilissima. Abbiamo già dimostrato di saperlo fare. Ma è difficilissima qui in Italia. Ravazzolo. Ma io la proposta l'ho fatta prima, ne aggiungo anche un'altra, c'è tutto il 5 per 1000 che non viene destinato nelle dichiarazioni dei redditi, che automaticamente, senza che la gran parte degli italiani lo sappiano, va a finire in una certa destinazione. Usiamolo per uno scopo pubblico come questo di ridurre il carico ai pensionati. Enrico Pavanetto? Io do ragione all'editore se non mi invita più. Ti invito io. Sono d'accordo. A parte le battute. Le dirò che invece nel più è acceso il dibattito, poi l'editore è contento. No, ma voleva essere una battuta, anche perché io, malgrado le posizioni del partito, sono sempre stato un proporzionalista, convinto della preferenza personale, anche se poi rispetto al meccanismo di una volta sono convinto che bisogna dichiarare prima da che parte stai per dare poi governabilità. Per cui era semplicemente per dare ragione da questo punto di vista. Stavolta da che parte stai? Io ho sempre dichiarato da che parte Pavanetto per aumentare rispettando anche il programma per il quale gli elettori ti hanno eletto a governare. Abbiamo scoperto che abbiamo fatto delle cose che non c'erano in programma e delle altre che hanno in programma, tipo l'abolizione di provincia, se siamo dimenticate. Di un grande partito come il PDL, che a differenza di quanto raccontano le opposizioni, che indicano il partito come una caserma, non c'è nessuno in generale, ma un bordello che è una caserma, se posso fortunatamente che quello che succedeva praticamente in segreteria da Sottile quando era alla Fini, no? No, non lo so. Enrico Pavanetto, riapro le telefonate. Enrico Pavanetto, riapro le telefonate. No, buon appetito a tutti. No, va bene. Onorevole, per tagliare le pensioni, per poter aumentare le pensioni. Non tagliarle. Sicuramente il primo esempio, mi sono ovviamente sbagliato, perché intendevo come prima proposta sicuramente quella che è la politica dia l'esempio, e per cui sicuramente un taglio per quanto riguarda la casta. Sicuramente la riforma fiscale, perché soltanto attraverso la riforma fiscale si può in qualche modo andare a recuperare anche quelli che sono i soldi che in qualche modo non vengono versati. Non può essere soltanto la Guardia di Finanza a combattere l'evasione fiscale. Quelle poche risorse che ci sono devono essere utilizzate anche per lo sviluppo, per la ripresa, perché se non facciamo ripartire i cantieri anche per le grandi opere, magari ne dicano quelli della NOTAV in questi periodi in Val di Susa, se non facciamo ripartire le grandi opere, l'Italia corre il rischio di rimanere veramente indietro rispetto al resto dell'Europa. Tagli, assolutamente tagli a quella che è la spesa pubblica e rispetto a quelli che sono tutti quanti i grandi dirigenti dello Stato, delle amministrazioni locali, che pigliano stipendi 3 e 4 volte superiori anche agli stessi politici che in teoria dovrebbero dare gli indirizzi. Di cose ce ne sono da fare veramente tante. È indubbio che però qualcosina in questa manovra si è cominciato a fare, purtroppo non abbiamo avuto modo di poter
raccontare tutto quanto. Ne racconto una per tutte. L'aumento della tassazione, ad esempio, a chi i soldi ce li ha, parlo di banche e assicurazioni, che sembravano intoccabili da sempre, tanto più da questo governo, siamo stati gli unici a cominciare a toccare. Manuela, fermo, devo chiudere. Manuela Lazzarini, anche lei. Chiudo velocemente perché qui sono tutti stanchi e hanno tutti fame. No, guarda che siamo qua. No, io ho anche 45 minuti per arrivare e poi c'è anche quel semaforo che ogni volta quando passo di lì c'è sempre una lunga coda. Ma se vuole facciamo una puntata sulle strade, se vuole io sono qui perché faccio... ma io ho anche una questione aperta, quindi facciamo una puntata e vengo volentieri. Ogni volta quando passo di là vengo volentieri. Invito lei, sindaco di Comune di Rosano. Lei, il sindaco di Bassano, il sindaco di Cittadella e anche quello di Fontaniva che non la vuole. Così facciamo una bella puntata. Così vengo a lavorare anche ad agosto, così faremo una puntata su quello. No, allora abbiamo l'ambulanza qui. Poi devo fare il plastico come lo fa Vespa, devo fare il plastico di tutte le strade, Tarrosà, Cittadella e via discorrendo. Prego. No, allora, chiaramente tagliamo privilegi, sono d'accordo, cerchiamo, cioè il coraggio, bisogna avere il coraggio di fare delle riforme, ma delle scelte impopolari che a volte non trovano il consenso, cioè l'accorpamento dei comuni, tagli a determinati enti, eccetera, riduzione degli ospedali a volte, riduzione di determinati consorzi, cioè chiaramente sono a volte scelte impopolari che non sono le scelte che trovano il consenso politico, però a questo punto bisogna avere il coraggio di farlo. Dopodiché io dico però una cosa, e questa è sicuramente principale come riforma, quindi partiamo dalla testa e non dal basso, e su questa qui insomma spendo sicuramente una parola. Poi però ci dobbiamo mettere tutti attorno a un tavolo, perché qui c'è il mondo sindacale presente. Poi quando però dobbiamo tagliare sugli enti locali e quindi c'è tutta la parte della componente dei lavoratori, dei dipendenti comunali, dei dipendenti pubblici, che comunque fanno le storie perché li cambi da una sede all'altra, perché succede attualmente nei comuni, mobbi, posizioni organizzative, e allora oppure progressioni orizzontali per tutti, quando vengono da me i sindacati che mi dicono no meritocrazia ma un passaggio orizzontale per tutti, ci mettiamo attorno a un tavolo con la parte sindacale che però deve collaborare a questa cosa qui, perché sennò allora sì non andiamo da nessuna parte, perché questo succede, sapete che succede questo nel pubblico impiego, quindi allora poi chiudiamo, siccome non possiamo lasciare a casa domani le persone che lavorano adesso in provincia, nel comune, nella comunità montana, quindi poi non bisogna che ci sia quindi una parte che lavora dando il sistema di valutazione l'abbiamo voluto e l'abbiamo messo in piedi, il problema è che i dirigenti si devono assumere la responsabilità. Quindi sicuramente ringrazio Manuela Lazzarini di essere intervenuta, grazie a voi, grazie a Enrico Pavanetto, buona serata a tutti, vi auguro una buona cena a lei e anche a Lino Ravazzolo, ormai fa colazione però comunque dove andrete una buona cena, grazie anche a Francesco Maghini di essere stato con noi, a Rosanna Bettella, grazie a Marco Benozzi di essere stato con noi, Stefano Valdegamberi ormai è di casa, grazie all'editore Armando Case, grazie a Elisabetta Corazza. Grazie a te Giorgio, ai nostri ospiti e ai telespettatori che invito a continuare a seguire la programmazione di TV7 Triveneta e noi ci vediamo venerdì. Alle ore 21 con TV7 Match, ciao a tutti.